Il 15 dicembre si andrà al rinnovo dell'assemblea del Consorzio di Bonifica Brenta e il mondo agricolo ha deciso di unire le forze per dare una propria visione strategica di un organismo così importante per tutto il territorio. Coldiretti, CIA, Confagricoltura hanno dato vita a una lista unitaria che affonda le proprie radici nell'esperienza e nelle esigenze del settore primario. È un appuntamento importantissimo perché va a toccare nel vivo l'economia e i bilanci delle nostre aziende. Purtroppo abbiamo vissuto anni difficili di una gestione che ha messo in difficoltà le nostre realtà, e da qui in avanti dobbiamo creare delle proposte e portare avanti dei progetti affinché il mondo agricolo continui la sua funzione economica, che poi ha un impatto positivo anche nell'ambiente e nella cittadinanza in generale. Le istanze del mondo agricolo sono molte e complesse, alcune vengono dal passato e altre guardano a cambiamenti ormai in atto. Sarà importante la gestione delle acque ancor più degli anni passati. Come sempre abbiamo portato avanti una linea su base regionale che riguarda anche i medi e i piccoli invasi, non abbiamo preconcetti di alcun tipo. Liste diverse correranno per il rinnovo dell'assemblea del Consorzio Brenta, con esperienze diverse e visioni differenti. Abbiamo visto anche nelle altre due liste concorrenti delle posizioni un po' troppo estremiste. Dalla lista numero 3, dove c'è un ambientalismo sfrenato, quello del modello Emilia Romagna, per capirci, del viva la nutria, del lasciamo i tronchi in mezzi fossi, che ovviamente può causare danni non solo alle aziende agricole ma anche alla cittadinanza. E poi dall'altra purtroppo una lista di carattere marcatamente partitico, e anche questo non va bene, perché nel mezzo ci siamo noi che poi abbiamo la libertà e la forza di poter parlare con tutte le amministrazioni, con tutti i colori politici di qualsiasi livello, e questo è un punto di forza davvero fondamentale. Insomma, la squadra e i contenuti prima ancora dei nomi e dei simboli. Le norme elettorali che regolano il Consorzio prevedono l'elezione dell'Assemblea. Sarà poi l'Assemblea a determinare l'elezione del Presidente e dell'intero CDA. Quindi credo che bisogna avere rispetto di tutti gli elettori, perché vanno indicati appunto i componenti dell'Assemblea, e dopo l'Assemblea nominerà la squadra che dovrà amministrare il nostro consorzio. Credo che per noi sia importante piuttosto rappresentare una lista che sia come possiamo dire, la sentinella di tutto il nostro territorio. Noi amministriamo 53 comuni e quindi è fondamentale che queste istanze e le fragilità di questi territori siano adeguatamente rappresentate. Buongiorno, buongiorno. Apriamo un'altra settimana importante, la seconda settimana, ma la prima di dicembre, lunedì 9 dicembre, con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Sebastiano Bacicchetti, cotitolare azienda agricola del Vittoriese, e saluto anche il sindaco Andrea Girardi, sindaco di Minerbe, secondo mandato Lega, provincia di Verona. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, buongiorno. Grazie intanto di essere qui. Come avete sentito, noi parliamo sempre in generale, perché siamo visti non solo nel Triveneto ma dappertutto, con rinnovo di questi consorzi di bonifica, perché veramente io ho avuto ospite il presidente Gerolimetto e ho detto, sindaco, e lo dico anche a Sebastiano Bacicchetti, che sarebbe utile che questi presidenti magari 2 volte all'anno, dico sempre, ma spiegassero bene cosa fanno, dove hanno investito, dove hanno impiegato questa importante economia, perché avete sentito quanti comuni riescono a gestire, perché noi non sappiamo mai niente. Lui in effetti mi ha dato ragione, è vero, ha detto Mirella. Ho detto, sa, anche a casa, se la gente sa di pagare le bollette, ma sa che voi avete fatto questo, e parlo in generale, cioè la trasparenza dovrebbe regnare sovrana. Cosa dice sindaco Girardi? Guardi, fatalità, ieri eravamo al pranzo del ringraziamento con l'associazione, con la sezione della Coldiretti di Minerva, ed è venuto fuori proprio il discorso delle elezioni del consorzio, di quanto siano importanti, di quanto purtroppo poche persone vadano a votare, perché all'ultima elezione 5 anni fa ha votato circa il 5% degli aventi diritti, ma soprattutto di quanto effettivamente poi non ci sia un ritorno da parte degli organi di governo dei consorzi verso i cittadini nel comunicare quello che fanno. Ci vorrebbe davvero una comunicazione, perché in realtà il lavoro che fa il consorzio è tanto, fanno tantissimo per i nostri comuni, perché alla fine i canali consortili sono sempre in ordine e vengono manutenuti quasi mensilmente, però se non viene comunicato è difficile che il cittadino lo sappia, e quindi si allontana anche da questo ente di cui non capisce perché
deve pagare per gestire l'acqua quando magari io non ho campagna, ma in realtà tu hai una casa di proprietà e quindi anche lì vai a scaricare acqua che poi viene portata via. Quindi davvero credo che sia una questione davvero importante, quella di comunicare, che in effetti negli anni non hanno fatto, sebbene abbiano fatto un grande lavoro, quindi va dato del merito al lavoro che hanno fatto in questi anni, perché comunque anche con le piogge che ci sono, i problemi in Veneto sono ben diversi da quelli dell'Emilia Romagna. Significa che i consorzi sono operativi, efficienti e molto preparati. Però ecco, gli manca probabilmente l'ultimo passo, che è quello di dire: guardate che se non ci sono allagamenti nei vostri comuni o non sono così importanti come in Emilia Romagna, è anche merito del lavoro che fanno i consorzi. Vede Sindaco, lei ha detto una cosa importante: se tu hai una casa di proprietà che bene o male scarichi, devi anche tu pagare questa tassa, ma se nessuno lo dice, come ha fatto bene e ha spiegato lei questa mattina, uno dice: ma cosa pago, mica non c'entro niente con loro, perché non viene spiegato. Allora, oltre a essere molto lontani e la gente non va perché non conosce e non sa cosa ha avuto, che va a votare Cossami, dove, quando, come, cioè non sa mica niente nessuno, perciò la trasparenza e il coinvolgimento della popolazione viene fatto anche con la comunicazione. Questo è quello che io penso, visto che abbiamo la fortuna di avere tutti gli organi di informazione che possono fare anche questo. Bazzichetti, come commenta? Lei è un agricoltore, perciò sa benissimo di cosa parliamo. Certo, allora senz'altro chi è interessato presente alle votazioni, interessato, sono tutti interessati, anche le zone industriali hanno i capannoni che scaricano e sono all'interno delle zone di gestione del consorzio, quindi anche loro dovrebbero essere partecipi a questa votazione. Purtroppo non lo sanno neanche, cioè non sanno neanche per che cosa pagano queste bollette loro. Pagano, ma all'insaputa di cosa va a servire, di cosa va a servire questo. E più che le abitazioni sono anche le industrie, cioè le fabbriche, i capannoni che scaricano ben di più, oltre ai tetti che vanno a sommarsi dopo alle stagioni, all'andamento delle stagioni, perché i problemi che sono questi ultimi anni sono duplicati rispetto all'andamento stagionale che era di 10-15 anni fa. Sono queste piogge che arrivano così. Come sta andando con questo cambiamento climatico l'agricoltura? Cosa sta succedendo? Adesso è il tempo del radicchio, è stato le olive, ci racconti un po'? Noi non sappiamo che niente neanche qua, noi paghiamo, cioè, Madonna che cara sta roba, sì, ma andiamo a vedere cosa si è verificato nei mesi precedenti. Prego Bazzichetti. Sinceramente quest'anno è stato disastroso un po' per tutti. I seminativi, gli ortaggi sono tutti, cioè è stata una primavera piovosa, un'estate che ha bruciato anche i terreni, non si riusciva neanche a piantare perché da talmente aridi il terreno era diventato quasi polveroso, borotaico, e una volta che si sono ritardati anche i trapianti degli ortaggi, una volta messi a dimora non hanno trovato il terreno ideale per poter sviluppare l'apparato radicale. Si è compattato talmente questa polvere con le piogge successive che radicchio, anche altri ortaggi invernali, sono rimasti, diciamo noi, inchiodati. Dopo, se si guarda l'anno, dicono da noi, anno bisest, anno senza sest. Anno bisest, anno funesto noi. Quindi veramente sopravviviamo, però l'andamento è stato una cosa incredibile, dimezzato la produzione. Anche sull'olio, ad esempio, ultimamente, l'ultima raccolta fatta, a livello anche nazionale, ma più che altro proprio al nord, abbiamo avuto rese bassissime, meno della metà di un anno normale. Anche l'olio avrà un aumento, dice lei, l'extravergine di oliva. Ce l'ha già avuto ormai. L'ha già avuto, e anche il radicchio allora. Penso proprio di sì. Ecco, avete capito perché? Perché voi dite, mamma mia che caro, però bisogna vedere le conseguenze. Però alla fine chi è che guadagna? Sempre l'ultimo che lo vende, Bazzichetti o chi? Quello senz'altro loro la trovano pronta, quindi fanno un rincaro su quello che... Ma chi semina? Più che il guadagno che va ad aumentare per qualcuno, è proprio che mancherà anche il prodotto, oltre all'olio anche la verdura. Non credo che si arrivi a fine stagione normalmente, ecco.
Sentiamo il nostro Rinaldo, poi andiamo dal sindaco Girardi. Vai Rinaldo, veloce. Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto il signor Bacicchetti e l'Ortolan, perché so cosa che è che il mestiere chi fa. Purtroppo chi impianta la roba non sa perché. Chi che sa perché nei supermercati che la vende. Invece dovrebbe avere un posto, un supermercato solo per ore, di vendessi i suoi articoli. Perché io lavoro a terra, se va bene, sa qualcosa. Se va male, non sa niente e lavorare come i matti. E ora, cosa non mi serve? Il gatto a fare i prezzi, a fare i ori. No, gli fai i supermercati, gli fai i prezzi, secondo è nata, secondo quello che è. Una volta andavi in mercato, in base a quello che c'era, e offerte faceva il prezzo delle merci. Ma anche già i contadini, perché andavi in mercato, si portava la roba e gli pagava la commissione a chi che la vendeva. Adesso invece è diverso, hanno ancora prima che di raccolti si combina il prezzo della roba. Non è giusto, perché Israele passò ai supermercati, non facendo niente. E quanto quello che riguarda il desessile che roba è giusto pagarlo. Innanzitutto si accorge di quello che fa i consorsi, chi che vive sull'acqua, che vive sui fiumi, che vive sul piave, e ora rivede se ai lavori chi fa. Uno che sta in città non sa neanche cosa che sia, giustamente neanche mi si interessa di sapere, perché si vuole sapere che sei tutto lampante, ti spiega quello che ti vuole, per capire Mirella. Purtroppo viviamo su un mondo adesso tutto meccanizzato, non parla più nessuno, e ti dice un bottone e ti dice quello che ti vuole sapere. Invece la gente bisogna essere informata, pago sta tassa perché so che avrà un benessere per tutto il Veneto, anche se mi non cambiano con terra, non un benessere perché se contadino con l'acqua e riesce a fare un buon risultato, e vende la roba a manco schei. Grazie Rinaldo, sei stato molto chiaro, ti ringrazio come sempre Rinaldo nel pezzo. Allora sindaco Minerva, poi alla fine tutti i problemi dovevano finire dal sindaco, perché è l'unico punto di riferimento che ci sono. Poi sti sindaci che hanno 1000 problemi ma sono quelli più responsabili, poi con la coperta cortissima. Eppure veramente è un problema importante. Io dove vado? A chi mi rivolgo per sapere? Io dico sempre sindaco, quando uscite di casa il mattino non sapete mai che strada prendere, perché qualsiasi strada, in qualsiasi punto troverete qualcuno che vi ferma e che vi chiede, ma d'altra parte, come dico io, se ci fosse anche più trasparenza, più conoscenza, perché anche tutta questi meccanismi elettronici, i diversamente giovani e non solo, fanno fatica, non riescono a gestire la situazione, cioè hanno corso tanto per questi strumenti elettronici, però senza insegnare, e non ci sono veramente dei recapiti, no? C'è poca informazione. Io dove vado se ho questo problema? E chiamano Sveglia Veneti, allora io devo chiamare il sindaco, dire guarda che stamattina ha chiamato questo, cosa faccio, perché io chiamo sempre il sindaco e devo dire la verità che mi rispondono sempre, sono anche molto cortesi, perché veramente quando un diversamente giovane chiama o una persona in difficoltà tu devi dare risposta, non puoi girarti dall'altra parte, nel bene e nel male devi rispondere. Cosa ne pensa sindaco? Più trasparenza come abbiamo detto prima, ma anche più punti di riferimento, perché ho capito che ci sono i servizi sociali ma sono presi tutti con le bombe, poco personale, e cosa possono fare? Sindaco, qual è la situazione attuale, visto i problemi che sorgono, che stanno sorgendo e la difficoltà anche di fare la spesa, perché come avete sentito tutto è aumentato, tutto aumenterà, poco prodotto, e cosa facciamo? Prego sindaco. Diciamo che la trasparenza, o meglio, io fin dal primo mandato, quindi 8 anni fa, anche sui social, ma ovunque, ho sempre risposto a tutti, a chi mi criticava, a chi mi dava ragione, spiegando sempre come stanno le cose. E ho notato che negli ultimi, diciamo, 2 o 3 anni c'è stato veramente un calo anche delle polemiche che ci sono nei confronti dell'amministrazione. Perché? Perché ogni volta sanno che basta chiamare il sindaco. Io
molte volte ho pubblicato, quando qualcuno cominciava a essere un po' sopra le righe, io pubblicavo il mio numero di telefono, gli dico guarda, questo qua è il mio numero di telefono, chiamami che ti spiego. Io sono davvero per la trasparenza e per far sapere come stanno le cose. È fondamentale nell'epoca dell'informazione essere informati, ma avere anche la voglia di informarsi. Io ricordo i consigli comunali, io ho iniziato a fare consigliere comunale di opposizione, il primo mandato è stato nel 2011. Ricordo che nel 2011 10-15 persone venivano ad assistere ai consigli comunali, adesso ne vengono 2. Quindi anche lì è vero che abbiamo tantissime informazioni e tantissime possibilità, però mi sembra che ci siamo anche un po' dimenticati di informarci. Sembra che siamo a casa, che aspettiamo che qualcuno venga a dirci le cose. In realtà durante il consiglio comunale, consigli comunali che insomma sono anche interessanti, perché lì viene spiegato effettivamente quello che fa l'amministrazione. Noi in genere pubblichiamo sempre gli orari di quando ci sono i consigli comunali. Io invito i cittadini, andate qualche volta a vedere il consiglio comunale, anche perché così potete capire effettivamente come i sindaci e le amministrazioni spendono i soldi i soldi a disposizione. Quindi è un primo passo importante. Si crea anche un punto di contatto non solo con il sindaco, ma anche magari con qualche consigliere comunale. Fermo sindaco, facciamo parentesi. Ma come faccio ad andare al consiglio comunale che si svolge quasi sempre al pomeriggio quando lavoro, ho la fortuna di lavorare? Non sarebbe il caso di fare i consigli comunali magari il sabato o la domenica, dove le persone sono a casa e magari, d'altra parte uno vuole la bicicletta, deve pedalare, anche a quelli che lavorano nei ristoranti, che lavorano il sabato e la domenica negli ospedali. Cioè, perché è facile dire partecipate, ma quando partecipo? Capisce che c'è sempre un qualcosa che ti impedisce di sapere. Una volta c'erano i comitati di quartiere che erano comodissimi, perché erano importantissimi. Tu partecipavi e sapevi e potevi anche parlare. Sono stati tolti perché hanno dato la colpa a troppi no per quello che si voleva fare, così spazza via tutto e non c'è più niente. Forse venirci incontro, trovare una via di mezzo, come dice lei, questo è il mio numero, magari chiamami, perché io non devo essere fortunata ad avere il sindaco di Minerve, io devo essere fortunata ad avere quello che mi aspetta di diritto, che è capire e sapere. Prego, visto che pago le tasse. Prego, sindaco. No, su questo ha ragione. I consigli comunali di pomeriggio e di giorno in genere vengono fatti nelle grandi città. Nei comuni medio-piccoli il consiglio comunale si fa sempre la sera, quindi effettivamente c'è la disponibilità. Tra l'altro in genere noi, per dire, nel mio comune abbiamo iniziato a farlo prima di cena, quindi intorno alle 7:30, quindi c'è veramente ampia possibilità di partecipare, però il mio voleva essere un discorso generale, quindi mi rendo conto che nei comuni, nelle grandi città, il consiglio comunale viene fatto di giorno ed ecco che lì c'è la necessità di... Poi il sindaco non è che può dare il numero di telefono a tutti gli 80.000 abitanti di Treviso, parlo dell'amico Mario Conte, piuttosto che di Tommasi a 250.000 cittadini di Verona, perché altrimenti non risponderebbe mai. Però era per dire che partecipando al consiglio comunale magari si scopre che il consigliere comunale Tizio è più vicino a me, lo conosco qualche parente e magari riesco a comunicare con lui. Questo è il senso un po' del mio intervento. Poi è chiaro che nelle grandi città c'è bisogno effettivamente di comitati di quartiere, c'è bisogno delle circoscrizioni, c'è bisogno dei vari municipi dispersi nei territori. Perché, sindaco, secondo lei è stato tolto quello che funzionava, che erano appunto, come dice lei, i comitati di quartiere, le circoscrizioni? Ma perché si toglie sempre le cose che vanno bene e veramente perché vuoi... No, cioè, io faccio fatica a capire perché si copiano sempre le cose sbagliate e non si lasciano quelle che funzionano. Prego, sindaco. No, allora, adesso io nella fattispecie non so di cosa sia accaduto nella città a cui lei parla, però in varie città, non solo nella città. Sì, ma quello che voglio dire è che noi lo vediamo anche quando andiamo a predisporre la lista per la candidatura. Facciamo fatica a trovare anche delle persone disponibili, quindi probabilmente c'è stata una riduzione un po' voluta per avere meno persone che vengono a tirare la giacchetta, un po' perché magari si fa anche più fatica a trovare. Purtroppo l'Italia è il paese degli estremi, no? Non riusciamo mai a fare una cosa equilibrata perché
o stiamo su, o vogliamo un estremo o vogliamo l'altro. In realtà la virtù è un po' in mezzo, ci vorrebbe davvero un po' di buonsenso, che poi a parole il buonsenso ce l'abbiamo tutti quanti. Mi meraviglio che nel momento in cui qualcuno, qualche politico, anch'io, magari quando dobbiamo decidere sembra che il buonsenso venga dimenticato. Questa è una cosa che mi fa... Ieri per dire, con questi agricoltori parlavamo del caso di Milano, no? Di questo ragazzo che è stato inseguito, ci sembrava normale dire: se tu sei fermato all'ALT ti fermi e poi vediamo cosa succede. Quindi è la normalità, però poi niente, non riusciamo a gestire queste situazioni senza fare un ragionamento che di fatto il cittadino comune fa sempre. Perché non riusciamo anche noi politici a volte a essere un po' più vicini ai cittadini e avere un po' più di buonsenso? Vai a capirlo tu, Sindaco, vai a capirlo tu come mai, perché c'è, come dice lei, poi alla fine sparisce. Allora andiamo a vedere anche questo agricoltore disperato e poi torniamo dal nostro Sebastiano Baccichetti, anche lui agricoltore. Agricoltore disperato. È gravissima la situazione, e specialmente perché è diventato difficile produrre, è difficile anche per il nostro guadagno. Per ricavare qualcosa devi lavorare tanto e poca soddisfazione del guadagno. Tiziano Menuzzo, agricoltore di Merlengo, racconta così oggi il suo lavoro, nel quale non sempre la fatica viene ripagata dal giusto guadagno. In questo 11 novembre nel suo terreno ha accolto le celebrazioni di San Martino, che per la tradizione contadina coincideva con la fine dei contratti dei mezzadri. Coloro che erano riusciti a dare un buon raccolto potevano rimanere nel podere, altrimenti dovevano trovare un altro casato per sopravvivere. I tempi sono cambiati, ma per chi coltiva i frutti della terra l'impegno e la dedizione sono rimasti immutati. Al lavoro di sempre ora si aggiungono i cambiamenti climatici, i periodi di siccità ai quali si contrappongono mesi di piogge. Stando ai dati della regione, nel mese di ottobre in Veneto sono mediamente caduti 256 mm di pioggia, contro la media del periodo 1994-2023 di 110 mm. Da inizio anno sono caduti 1498 mm di precipitazione, a fronte di una media di 894 mm. Si sono dunque registrate nei primi 10 mesi del 2024 precipitazioni maggiori del 68% rispetto alla media. Io ho 60 anni e questa cosa di tutte queste piogge, tutti i 2 mesi di pioggia primavera e autunno non le ho mai viste. Alle volte vi viene da dire mollo tutto? Delle volte, perché abbiamo il futuro per i figli, diciamo di cambiare attività, perché il pensiero nostro, ormai siamo arrivati a una certa età noi della pensione, però è sempre il problema dei figli come andranno avanti. È quello il nostro problema, perché la soddisfazione è vedere i figli che prendono il tuo lavoro e che vanno avanti. Però se non c'è questa soddisfazione tu muori dentro prima. L'agricoltura non rappresenta per i nostri territori solo un lavoro, ma radici della nostra storia che non vanno recise. La nostra cultura deve essere la nostra cultura, perché le cose buone sono quelle fatte nella propria produzione dell'Italia. Ecco, Baccichetti, quello che io lo dico quasi tutte le mattine, e non è possibile che qua in Italia chi che lavora non c'ha niente, chi che non fa niente o poco c'ha una montagna dei soldi, strucca un bottone e arriva i milioni. Chi veramente lavora, ma lavora veramente tanto, fa fatica a capire come mai ho lavorato tanto e non riesco ad avere quello che dovrei avere, cioè un guadagno, io non dico enorme, ma un guadagno che mi dia, come dice questo, anche soddisfazione del lavoro che ho fatto, perché si vive anche un po' di soddisfazione, ma deve essere anche pagato il lavoro, o sbaglio? Perché qua non si capisce mica cosa sta succedendo. Prego, Baccichetti. Allora, se andiamo indietro di qualche decennio, la contrattazione era più immediata, cioè tra il produttore e il venditore. Adesso siamo andati in mano alla grande distribuzione. La grande distribuzione mette in croce il produttore per avere prezzi bassi, sotto costo, fanno queste campagne di promozione esagerate, non guardano cosa costa la produzione, mettono veramente in croce il produttore.
per loro è importante avere il prezzo basso da proporre alla clientela, che va bene per il consumatore trovare prezzi bassi, che comunque loro non è che facciano lo stesso sforzo che fa il produttore, cioè a produrre a costo che fa pari con quello che ricava o anche rimetterci qualche volta. Loro dopo comunque rincarano con il prezzo di mercato che trovano con la concorrenza, cioè non è che proprio dopo il consumatore lo trovi regalato. Sì, loro però, pretendono un prezzo qua basso. volevo arrivare, Bacicchetti, scusi se corro ma purtroppo il tempo è tiranno. Ma io ho capito il prezzo basso, ma non puoi neppure darmi da mangiare veramente delle cose immangiabili perché il prezzo è basso. E dove vado a protestare? Perché se vado dal fruttivendolo e la cosa è cattiva, gli dico guarda che mi hai dato quel prodotto, e dai, dove vado in giro col mandarin, dire che guarda che sto mandarin che ti hai mega dato e faceva schifo. Invece oltretutto, sta grande distribuzione non è che sia proprio che quello che guadagnano lo rimettono nel territorio, sono ormai multinazionali, cioè guadagnano e dove va a finire... Sindaco, guadagnano, dove va a finire? Cosa dice? Non è neanche corretto. Cioè dove vai a protestare? Te la fa fregata, ti attieni via, ma ti anche pagata. Cioè capisci che ci sono tante cose che non vai, i controlli, ecco i controlli in Italia, i controlli, sindaco, i controlli, prego sindaco. Voce? E chiaramente diciamo che più passaggi fa la merce e più aumenta il prezzo. Dovremmo davvero tornare ad acquistare nei mercatini, per esempio un paese qua vicino a Legnago o comunque in altri comuni si fa il mercatino a chilometri zero dove ci sono i produttori che vendono direttamente, quindi lì intanto ti puoi lamentare col produttore perché gli dici guarda, se me vendu il mandarini, che a parte che magari non producono mandarini ma producono patate, gli dici guarda che detto patate non era mia buone, però se non altro tu tagliando la filiera ecco che magari vai a comprare più vicino e a un prezzo più, come dire, più umano se vogliamo. Chiaro che non puoi trovare tutti i prodotti perché chiaramente ci sono dei prodotti che non possiamo produrre locale e quindi dobbiamo prendere da lontano, però nello scegliere, nel poter diciamo scegliere quali prodotti comprare, magari cerchiamo di prendere localmente più vicino possibile a casa quei prodotti che troviamo, la frutta, la verdura e la carne in genere le possiamo trovare vicino a casa perché la macelleria ha una filiera in genere molto corta, se invece compriamo la stessa bistecca al supermercato sappiamo che fa tutto un altro percorso, quindi davvero possiamo, che anche lì magari non sempre si trovano e quindi lì insomma bisogna un po' fare dei ragionamenti diversi. Una cosa mi sento di dire però, ieri a questo pranzo di Coldiretti ho notato che c'erano molti giovani presenti, quindi tutto sommato questa cosa un po' mi rincuora perché una delle grandi preoccupazioni dell'agricoltura è proprio quella che ha detto il signore intervistato, che loro lo fanno nella speranza che i figli poi prendano in mano il loro lavoro, però tante volte sono costretti a dire caro figlio trovati un altro lavoro perché fare l'agricoltore oggi non ti darà la soddisfazione che meriti. Questo è un grosso problema perché se noi piano piano allontaniamo tutti i giovani dal mondo dell'agricoltura, fra qualche 5, 10, 15 anni chi sarà che coltiverà i nostri terreni? Chi sarà che ci darà da mangiare? Bravo, qua volevo arrivare. Se perdiamo perché già con le mucche, sindaco, con il latte abbiamo perso una montagna veramente di persone. Cioè questi qua che inventarsi il mondo ormai esista. Adesso ci manca anche il cambiamento climatico, ma se perdiamo loro dove andiamo a mangiare, cosa mangeremo? Questa è la mia domanda. E cosa venderà anche la grande distribuzione? Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, allora io delle volte vado a comprare da un'azienda agricola il radicchio, però ho constatato che è come trovarlo quasi quasi al supermercato, non c'è quella convenienza a chilometro zero, non so il perché, non so il per cosa, perché dall'azienda agricola lo pago a 6,90 €. L'ultima volta l'ho pagato così. Quando mi vedo in linea d'aria a 200 metri un negozio che vende frutta e verdura a 4,90 €.
Non so a fare questa, al supermercato costa 10 euro e oltre. Dopo io sono andata una settimana fa. Aspetta perché è interessante sta telefonata che stai facendo. Allora, 6,90 dall'azienda agricola, 4,90 dal fruttivendolo, 10 euro al supermercato. Vai Nadia, no, perché spieghiamo bene che poi capiamo bene, prego. E dopo ho constatato che mi ho lamentato in pescheria a un supermercato. C'erano le canocce a 4,90 e me le hanno vendute da piene. Quando le ho lessate sono rimasta con i carapaci e basta, polpa non c'era. E quando sono andata la successiva volta, che ho trovato sempre un buon prezzo, gli ho detto sono vuote e mi hanno guardato e le ho detto l'altra volta mi avete fregato. E l'ultima volta appunto che mi sono lamentata me le hanno date una alla volta, me le hanno pesate, le hanno controllate tutte e bisogna anche dirle quello che non va e cosa non va. Grazie, arrivederci e buona giornata e buon inizio settimana. Grazie anche a te cara Nadia. Allora Baccichetti, a lei? Beh, intanto il paragone tra il prodotto fresco del chilometro zero è senz'altro una garanzia. Primo. Il secondo prezzo che ha trovato dal fruttivendolo, bisogna vedere se la qualità era la stessa. Il prezzo esagerato del supermercato, anche quello non è giustificato. Cioè, sull'ortaggio difficilmente abbiamo un'omogeneità di prezzo, di prodotto e anche di prezzo, di conseguenza la freschezza, insomma, il chilometro zero è una garanzia senz'altro e diamo senz'altro un aiuto al produttore, cioè riesce a guadagnare per poter gestire l'azienda, mentre che gli altri del supermercato, ripeto, mettono in croce proprio i produttori. Cioè, questo. Dopo che fosse esagerato i 10 euro, senz'altro era esagerato. La catena diventa più lunga, quindi magari ha subito un passaggio 2 in più, il ricaro è aumentato. Bisogna paragonare anche la qualità del prodotto, però. È difficilmente che si possa paragonare il prezzo a però così io generale. Trovo giusto che se un prodotto è buono va pagato il giusto, perché è giusto questo. Il problema è che noi paghiamo un prodotto, non sappiamo se è buono perché è confezionato quasi sempre e tu prendi la cosa confezionata e ti ritrovi quello che ti ritrovi. Sì, questo sta parlando non del chilometro zero. Appunto. E allora quindi... e quindi devo fare il punto di domanda che non ho la garanzia, come sta dicendo lei, però io quel prodotto lo pago, Baccichetti, e dovrei avere la garanzia di avere un prodotto, non dico eccezionale, ma almeno buono sì, perché di fregature, come dice la Nadia, saremo anche stanchi e non è che io devo andare a scuola del prodotto per capire se è buono, devo anche fidarmi di quello che prendo, perché lo pago e quando si paga è il diritto di non essere fregato, questo è quello che penso io. Pubblicità. Il Prosecco è un'eccellenza mondiale tutta nostra, facciamo quasi un miliardo di bottiglie di Prosecco tra DOCG e DOC che vengono vendute in tutto il mondo. È chiaro che con un giro d'affari di questo tipo la criminalità punta gli occhi e credo che ci sia possibile che alcune delle nostre aziende possano essere anche diventare oggetto di acquisizioni o di riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. Anche il Prosecco nel mirino delle infiltrazioni mafiose. L'allarme arriva dalla regione che con Unioncamere Veneto ha stretto un protocollo per la legalità coinvolgendo il mondo universitario.
L'iniziativa presentata a Verona è nata seguendo una indicazione dei magistrati. Una richiesta che ci ha formulato, una valutazione, un'osservazione che ci ha formulato anche il nostro procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Una presenza subdola, quella della mafia in Veneto, con iniziative prima immobiliari e poi imprenditoriali per riciclare i proventi del narcotraffico ed entrare nel mondo degli appalti pubblici. Nel 2006 il clan dei Lo Piccolo, che era una importantissima famiglia mafiosa palermitana, con il vizio di strangolare quelli che gli stavano antipatici, e ha iniziato a comprare appartamenti e aziende, fabbricati industriali a Chioggia. A Chioggia si è sviluppato un settore turistico come quello delle navi da crociera, che è stato veramente entusiasmante dal punto di vista economico per la città e totalmente inaspettato da allora. Mafia che entra nel tessuto produttivo anche nel settore dell'agricoltura, sfruttando le imprese deboli per investimenti importanti non supportati dal sistema del credito. E il mondo del prosecco non fa eccezione. In Veneto abbiamo 8.200 aziende a rischio usura. Nella Marca Trevigiana le aziende a rischio usura, cioè che sono in difficoltà e sono iscritte nel registro della centrale rischi di Banca d'Italia, sono più di 1.400, un dato che è in crescita rispetto all'anno passato e che ci dà un indice di rischio molto forte per queste aziende, perché rischiano veramente di cadere nelle mani degli usurai e nelle mani della criminalità. Allora, Sindaco Girardi, se lo dice la politica, che finalmente forse si rende conto dei numeri che ci sono e soprattutto di queste penetrazioni che ormai ci sono, inutile che ce la giriamo dall'altra parte in tutti i settori, e bisogna veramente stare con le antenne molto alte, specialmente voi sindaci, perché è là poi che molte volte si annidano. Ecco, il nemico è dietro l'angolo anche per voi. Quando aprite l'ufficio sapete bene che può esserci anche il nemico che vi sta aspettando, proponendovi anche delle cose meravigliose, però alla fine c'è sempre un prezzo da pagare e lo abbiamo visto anche in questi giorni cosa è successo anche in certe zone d'Italia. Prego Sindaco, stare allerta, i controlli, avere questo fiuto di capire che sotto c'è qualcosa che non va, perché il cittadino si fida, non c'è niente da fare, vi elegge, se siete bravi, seminati, vi rielegge, però bisogna fare una buona semina, se no il cittadino manda anche a casa. Prego Sindaco. No, assolutamente, le infiltrazioni mafiose purtroppo sono una realtà. A Verona abbiamo tentato di fare anche l'ufficio, proprio un ufficio antimafia, proprio per il numero di interventi che ha fatto la prefettura e la questura, proprio per cercare di arginare questo fenomeno, perché fermarlo è un problema culturale e non riusciremo, e difficilmente riusciremo a fermarlo. Certo è che l'allerta è molto alta da parte delle istituzioni, perché insomma dobbiamo davvero stare attenti, perché è facile cadere nel tranello di chi sembra che ti stia dando, io non sto parlando solo di amministratori, ma parlo un po' di tutto, sembra che arrivi qualcuno che ti può salvare l'azienda, che ti può salvare da una situazione difficile, e poi alla fine ti trovi incastrato in qualcosa di più grande di te. Il mio consiglio è sempre quello di, nel caso di qualsiasi dubbio, rivolgersi sempre alle forze dell'ordine, perché insomma di fatto soprattutto nelle realtà più piccole, noi vediamo una grossa umanità da parte dei carabinieri, della polizia, proprio perché essendo realtà piccole sono anche più vicini ai cittadini. Comunque non abbiate mai timore di chiedere aiuto alle istituzioni, perché è meglio, subire un po', perché capisco anche l'umiliazione del chiedere aiuto, non è mai semplice, però piuttosto che trovarsi in una situazione davvero complicata da cui non si può più tornare indietro, si rischia il carcere o purtroppo si può rischiare anche la vita, forse è meglio fermarsi un attimo e alzare la mano e chiedere aiuto, perché le istituzioni sono complicate, le vediamo lontane, non le comprendiamo fino in fondo, però ci dobbiamo fidare. Però Sindaco, è anche vero che quello che poi si vede
Il problema soprattutto è nell'edilizia, questi piani regolatori, queste aree molto importanti, perché la mafia non va dove non ci sono i soldi, va dove ha di sicuro un introito molto importante, un guadagno molto importante, non si muove a caso. Sindaco, là siete voi che dovete decidere, parlo in generale sempre perché capisce che devo parlare in generale naturalmente, certo. che capite quell'area là che è appetibile, c'è un qualcosa sotto se te la chiedono, cioè, è importante, abbiamo visto e sentito e questo fa molto pensare, anche queste zone turistiche, ecco, non è che siamo così tranquilli, Sindaco, ripeto, perché noi dobbiamo fidarci della politica e poi la politica molte volte la trovi che è quella che invece si è fatta confondere le idee, diciamo così siamo bravi. Ecco, sono andati in stato confusionale. Prego, Bacicchetti. No, volevo dire non solo le aree edificabili hanno fiutato anche dove ci sono buoni guadagni, cioè questo Prosecco ha dato, cioè vedono che c'è un ritorno economico a livello mondiale ormai, quindi cercano di entrare. Sì, ma non è che compra a vite, compra l'area? L'area sì, senz'altro. Cioè non è che comprano il pezzettino di terreno, appunto. Dove ci sono margini di guadagni elevati, no, il piccolo no. Secondo lei, Bacicchetti, lei una vita che fa l'agricoltore, e prima si parlava, una volta si stava meglio nel senso che c'era un prodotto che tu conoscevi, perché c'era la zootecnia in Italia che andavano bene di più, specialmente qui da noi. Cos'è successo? Che hanno eliminato tutto e noi i formaggi dobbiamo prendere dalla Germania, perché le caglie allora, sono in Germania, cioè qua non viene neanche uno mangiarissimo neanche a formaggi, perché da là è che vengono. Tutti. Cosa è successo? Allora, secondo il mio modesto parere, non è che sia mai stato in politica o che, ma là sono stati scambi a livello internazionale, cioè 30-40 anni fa, 50, bisognava mandare fuori treni di lavatrici e importare il latte. Di conseguenza hanno distrutto la zootecnia nazionale. Certo. Cioè veramente nella nostra zona non c'era un contadino, cioè era a livello sempre familiare, ma non c'era non aziende agricole, erano contadini con 1 o 2 mucche, avevano un'abitazione, l'abitazione e la stalla. Le 2 mucche le avevano tutti, cioè nella mia zona. A Vittorio Veneto, che io sono di Vittorio Veneto, diciamo che se c'erano 1000 nuclei familiari, dico numeri così sparati, 800 avevano le 2 mucche in casa, nella stalla. A Vittorio Veneto c'è una stalla adesso, una stalla rimasta. Pensate. Una. Non 2, una. Mamma mia. Sindaco, cosa è successo secondo lei? Ecco, forse la politica, come dice la politica, che dice il nostro Bacicchetti, ecco, si è fatta incantare, ecco, diciamo così, per interessi, per cercare magari anche di migliorare, invece poi si è trovata col cerino in mano. Cosa ho fatto? Ecco, cosa è successo su questa Italia meravigliosa? Perché noi avevamo l'artigianato che funzionava benissimo, l'agricoltura lo stesso, perché diciamo la verità, avevamo tutto, la meccanica lo stesso, cioè non ne mancava niente, adesso siamo senza tutto, dobbiamo comprare tutto dappertutto. Prego, Sindaco. No, ma sicuramente la questione degli accordi fra stati fatti per sviluppare certi settori piuttosto che altri, sicuramente ha influito in questo. Come diceva giustamente, eravamo produttori, perché noi ce lo siamo dimenticati, ma eravamo tra i primi produttori al mondo di elettrodomestici, la Candy, cioè avevamo tante aziende italiane che producevano elettrodomestici. Potenza industriale eravamo al mondo, e quindi dovevamo esportare. Poi cosa è successo? Sono arrivati altri paesi che le producevano a prezzi inferiori e sicuramente migliori dei nostri, e quindi le nostre imprese hanno cominciato ad essere vendute, sono chiuse, però gli accordi magari nel frattempo avevamo chiuso le stalle e quindi non c'era più non c'era più nessuno che aveva le stalle. Qua anche da me più o meno era simile, non erano così tanti i numeri perché comunque non tutti avevano le stalle, ma ce n'erano un discreto numero. Adesso
sono rimaste credo 2 o 3 quelli che effettivamente hanno allevamenti, poi che fanno anche prodotti di grande qualità, perché c'è un produttore qui di Minerva che è uno quelli che ha vinto parecchi premi a livello nazionale per la produzione del latte sulla qualità, però i numeri sono completamente diversi, l'economia è cambiata, il mondo è cambiato e purtroppo la politica nostra arriva sempre un po' tardi e insegue sempre questo cambiamento, quando invece dovrebbe avere il coraggio a volte di abbracciarlo e di provare ad anticiparlo. Ecco, invece siamo sempre ostici, abbiamo sempre paura di un mondo che di fatto sta cambiando e non possiamo fermarlo, non possiamo fare niente per impedire il cambiamento. Dobbiamo però, la nostra classe politica deve un po' rimboccarsi le maniche e cominciare a studiare un po' di più e capire che la parola magica che ha detto Sindaco, ed è d'accordo anche Bacichetti, è anticipare. Noi dobbiamo usare come facevamo una volta, anticipare gli altri, e abbiamo nel DNA questo, perché ce l'abbiamo, è la creatività, Adriana, vai Adriana. Aspetta Mirella. Volevo dire, prima parlavate di ortofrutta, mi sembra. Sì. Anche. Ecco, e volevo dire che ci sono quei pomodori a grappolo, grossetti, sai tu da dove vengono voi? Sapete, li producono in Olanda, sono tutti belli, lucidi, rossi, sembrano buoni, invece è uno schifo. Dopo un'altra cosa è che quelli che producono vino che si mettano a piangere perché hanno delle case fenomenali, si sono fatti soldi lavorando, per carità, ma anche chi ha trovato le cose più facili. Grazie cara Adriana, devo salutarti, mi devo dare in pubblicità e devo far salutare gli ospiti. Bacichetti come ci saluta? Sempre con la speranza che qualcosa vada meglio, che finisca quest'anno che è stato per noi, non per noi, per tutto il nord Italia e in generale anche l'Italia è stato disastroso, diciamo. Siamo riusciti a rimanere in piedi, rimaniamo sempre in piedi, duri al palo. Ma si può lavorare per sopravvivere, Bacichetti? No, c'è sempre la speranza che cosa vorrebbe cambi. dire alla politica? Ecco, se avesse adesso un rappresentante politico, un onorevole, un senatore, perché no, la Meloni, ma almeno loro, perché ci sono anche loro con tutti gli staff che hanno, cosa vorrebbe chiedere, Bacichetti? Chiedere che ci mettano tutto l'impegno possibile. Io conosco qualche politico a livello comunale, diciamo. Stanno cercando di fare il loro meglio. Sono anche giovani, cioè le speranze le abbiamo tutti, come noi nel lavoro, anche loro mi sembra. Bisogna ritornare, ad esempio, prima parlavamo del consorzio di bonifica, anche là bisogna cercare di renderli partecipi la gente, che capiscano che siamo tutti coinvolti in questo andamento. E no? questo si potrà fare con più informazione, più trasparenza. Più impegno e più partecipazione anche da parte nostra. Ecco. Sindaco, come ci saluta? Siamo un popolo di gente sveglia. Dobbiamo solo ricordarcelo, ecco, mi sento di dire questo. Siamo sempre stati un passo avanti a tutti, Venezia, la storia di Venezia lo insegna, i canali nostri, che è 500 anni che ci occupiamo di acqua, e a parte qualche problema in genere siamo un popolo di gente sveglia, dobbiamo solo ricordarci di esserlo. Questo è l'augurio che faccio a tutti quanti. Perciò Sveglia Veneti funziona, allora Sindaco. Sveglia Veneti è il posto giusto dove dirlo. Grazie veramente al Sindaco Andrea Girardi, Sindaco di Minerve, secondo mandato Lega, che è stato con noi. Grazie anche a Sebastiano Bacichetti, co-titolare azienda agricola del Vittoriese. Grazie, pubblicità. Grazie.
il taglio del nastro e lo svelamento della rinnovata ala Lazzari è stata ufficialmente riconsegnata alla comunità e alla collettività la gipsoteca di Antonio Canova, che è stata sottoposta a una serie di interventi di restauro e sistemazione. Tanta bellezza che è stata davvero apprezzata dalle persone che oggi non sono volute mancare a questo evento. Un'emozione grandissima e anche una valorizzazione di un patrimonio che già è sempre esistito. Sono emozionata soprattutto nel vedere che c'è un'attenzione all'arte, alla bellezza e alla conservazione del patrimonio culturale che è nostro. Avere un bagno proprio di cultura e di arte ad alto livello ti aiuta ad affrontare un futuro con più positività. E grandi lo stupore e l'orgoglio anche del presidente della Fondazione Canova, Massimo Zanetti. Quando tutti siamo entrati abbiamo fatto tutti oh, perché veramente uno splendore, si entra nella bellezza che noi dobbiamo a Antonio Canova, che è stato il più grande scultore neoclassico. La bellezza genera bellezza, come è stato detto, perché è veramente un'emozione incredibile entrare qua e vedere appunto come è stato tutto restaurato, rinnovato. Una meraviglia. Sì, lascia a bocca aperta davvero, vedere proprio la navata aperta e tutto, davvero merita. E poi siamo grati al Canova perché ha fatto questo per i possagnesi, quindi non possiamo che essergli riconoscenti. E adesso vi porto a Possagno, dove abbiamo, ed è veramente un onore per me, avere la dottoressa Moira Mascotto, direttrice del Museo Gipsoteca Antonio Canova. Buongiorno direttrice, guardi, grazie veramente per essere qui con noi, perché io sono convinta che dobbiamo respirare questa bellezza, questa fortuna di avere questa bellezza a 2 passi da casa. Però mi rammarico molto, dottoressa, che non vedo mai i giovani. Ecco, secondo me dovrebbe essere stato obbligatorio far respirare questa bellezza in un giorno così importante, di questa inaugurazione, di questa presenza del Canova, perché tu lo respiri, lo senti, lo vedi, ai giovani. Ecco, io non li vedo mai, io non riesco a capire perché a certe inaugurazioni mancano sempre il nostro futuro, che sono i giovani, per far respirare loro la bellezza. Sì, è vero, lei mi dirà, ne arrivano tanti, sono convinta, ci mancherebbe, però in certe inaugurazioni loro dovrebbero esserci, dovrebbero capire e respirare cosa hanno a 2 passi da casa. Abbiamo visto per me era una mamma che ha portato la figlia, o la figlia ha portato la mamma, abbiamo appena sentito. Perciò io non devo essere fortunata ad avere questa mamma o ad avere la dottoressa Mascotto. Io devo conoscere quello che c'è nel territorio. Siamo sicuri che lo conosciamo? Prego, direttrice. Buongiorno e intanto grazie dell'ospitalità, grazie dell'invito. Per me è sempre un piacere essere con voi e raccontare le nostre attività, raccontare, come ha detto lei, la bellezza del nostro museo. L'attenzione per i giovani, il desiderio che i giovani vivano il nostro museo. È chiaro che è fondamentale che appunto anche i giovani si sentano coinvolti, che diventino ambasciatori della nostra bellezza, ma allo stesso tempo anche che ci aiutino a tutelare la nostra bellezza, e questo è possibile appunto con un coinvolgimento. Da canto nostro cerchiamo di andare anche in quella direzione, e infatti è proprio un progetto dei prossimi mesi quello di avere con noi, rinforzare quello che è questo aspetto, cercare di avere più giovani vicino a noi in quello che è la guardiania, ma anche quell'aiuto nel portare fuori la nostra collezione attraverso dei giovani accompagnatori museali.
Grazie veramente direttrice, io la ringrazio molto perché lei è la persona giusta al posto giusto. Ogni tanto ne troviamo qualcuna fortunatamente, e glielo dico io dopo aver sentito anche tanti esperti, abbiamo la fortuna di avere questa direttrice al Museo Canova, la Gipsoteca Canova di Possagno. Saluto anche un altro ospite graditissimo che è già senatore Giampaolo Vallardi, e con Vallardi vorrei vedere un altro premio importante. Questo premio andiamo a vedere, poi lo commentiamo. Guardate che bel premio. Mareno di Piave, con 48 kg di rifiuto pro capite mandati a smaltimento e oltre il 91% di differenziata, guida i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Vedelago si conferma leader tra i comuni con più di 15.000 abitanti. Sarmede vince tra i comuni sotto i 5.000 abitanti. In generale vince la Marca, che sbaraglia gli altri comuni capoluogo in una regione, il Veneto, che supera tutte le altre regioni d'Italia per raccolta differenziata e riciclo. A Treviso seguono Belluno e Rovigo, Vicenza, Padova e Venezia, fanalino di coda a Verona. Tra i comuni con maggiore pressione turistica primeggiano Abano Terme e Cavallino Treporti. I dati sono dell'Osservatorio Rifiuti di ARPAV, la classifica stilata da Legambiente Veneto. Vincono a Treviso destra e sinistra Piave, competitor di sempre, mai così vicini nei risultati, con Savno e Contarina divisi da soli 600 grammi di rifiuto smaltibile. Senza gli impianti non si va da nessuna parte. Credo che Savno dal punto di vista impiantistico ci ha sempre creduto, nell'impianto che abbiamo a Godega di Sant'Urbano abbiamo investito parecchio, adesso lo raddoppieremo. Questo ci ha permesso anche di non avere discariche ultimamente nel nostro territorio. Per Savno a fare la differenza innovazioni come la bottega del riuso. Contarina rilancia con l'impianto di riciclo dei pannolini. Abbiamo ottenuto il contributo del PNRR, siamo in fase progettuale, stiamo accelerando con l'aspetto autorizzatorio, lo facciamo nella sede dove era il precedente impianto, e quello lì, quando funzionerà, sarà una sottrazione anche quella di rifiuto e abbasserà i valori che per noi sono sempre un traguardo. I 12 consigli di bacino saranno lunedì in Regione a Venezia per trattare il nuovo piano tariffario che punta ad uniformare i costi di conferimento in tutto il Veneto. In ballo un potenziale aumento delle tariffe, ma non per i comuni virtuosi. Noi avremo un bonus da questo calcolo tariffario che viene riconosciuto nella misura di 51 centesimi per abitante. Quindi significa che i cittadini non pagheranno di più? No, anzi saranno premiati, ed è giusto così, insomma, gli sforzi fatti in passato è giusto che vengano riconosciuti. La bellezza del Canova, la bellezza del riciclo. Abbiamo con noi appunto il già senatore Vallardi, Giampaolo Vallardi, che di queste cose se ne intende, ma soprattutto l'orgoglio di dire siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta. Ecco, la bellezza del riciclo. Prego Vallardi. Sì, un bell'argomento. Quando si parla di rifiuti magari uno pensa a qualcosa di negativo, invece in provincia di Treviso, destra Piave, sinistra Piave, più o meno siamo là, c'è stato un grande lavoro da parte di tutti, devo dire, con la raccolta differenziata, e di questo vanno ringraziati in primis i cittadini, perché poi alla fine il riciclo parte in ogni singola cucina di casa, in ogni singolo gesto che ognuno di noi fa ogni giorno, e devo dire che la provincia di Treviso, grazie anche ai nostri sindaci e alle amministrazioni che hanno condiviso questo progetto, siamo riusciti a produrre meno rifiuti, da un lato perché la raccolta differenziata è arrivata a valori del 90%, qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa, ma soprattutto grazie a delle scelte impiantistiche, devo dire, azzeccate, siamo riusciti a portare sempre meno materiale in discarica o all'inceneritore, e questo è il premio che abbiamo ottenuto, perché poi credo che alla fine sia anche non un premio da poco, è stata Legambiente che vi ha premiato. Perciò è stata Legambiente che ci ha premiato, primi in Veneto, quindi significa primi in Italia, ma chiaramente l'Ecoforum viene fatto prima in Veneto, poi ci sarà la premiazione a Roma. Ma credo che questo sia un grande risultato, perché quando si parla di rifiuti spesso e volentieri ci sono sempre notizie negative, e quindi è un argomento che mentalmente non è così bello, così coreografico come tante altre cose. Invece
devo dire, il lavoro di tutti, la perseveranza, la grande pressione che si fa nelle scuole, nel senso che si va spesso e volentieri a parlare di rifiuti, di raccolta porta a porta, ma anche di tutte quelle cose che sono collegate al mondo dei rifiuti, al riciclo, al mercatino del riuso, il fatto che con l'energia che si produce dal recupero dei rifiuti si può ottenere il calore con cui si fanno funzionare le serre, il compost che si usa per la coltivazione dei fiori. È un mondo, veramente è un mondo che ci ha portato a ottenere questi risultati, e credo che è un lavoro di squadra, perché poi alla fine non vince il singolo, vince la squadra. Devo dire che in provincia di Treviso è stato fatto un ottimo lavoro sia in destra Piave che in sinistra Piave. Questa volta ha vinto la sinistra Piave per poco, magari la prossima volta vince la destra Piave, però la provincia di Treviso è lontana anni luce dal resto del territorio. Allora adesso andiamo a vedere invece, torniamo a Possagno, la Gipsoteca Possagno, poi la commentiamo con la direttrice Moira Mascotto. Gipsoteca di Possagno, ottocentesca Ala Lazzari in tutto il suo splendore. Dopo 7 anni di lavori, lo scrigno che ospita i capolavori in gesso di Antonio Canova riapre ai visitatori. Dopo una serie di opere che hanno interessato il consolidamento strutturale, il miglioramento sismico e un nuovo e completo riallestimento illumino-tecnico. Tanta l'emozione del sindaco Valerio Favero. Poter rientrare nell'Ala Lazzari dopo 7 anni e rivederla completamente restaurata è qualcosa che riempie il cuore. 980.000 euro l'importo, finanziato da fondi ministeriali, di cui 200.000 dalle casse comunali. Un progetto che tocca vari ambiti, quindi abbiamo la tutela e la conservazione, sicurezza per il nostro patrimonio e anche per i visitatori. Poi abbiamo la valorizzazione, quindi attraverso il nuovo impianto di illuminazione abbiamo la possibilità di godere del modo corretto di tutte le sculture esposte all'interno dell'Ala Lazzari, ma con questa apertura inauguriamo anche un nuovo allestimento. Abbiamo detto anche inclusività, infatti questo progetto è stato completato attraverso un lavoro di digitalizzazione che ci darà la possibilità di avere un virtual tour. Direttore dei lavori, l'architetto Fabio Guidolin, che ci ha raccontato alcuni retroscena di questi mesi di lavoro. E avere a che fare con delle sculture, delle opere d'arte all'interno e con degli interventi invasivi di adeguamento sismico, ero preoccupato per questo. Quando ho visto tutto inscatolato ho fatto un primo sospiro di sollievo e abbiamo iniziato a intervenire. Un grande lavoro che andrà a rafforzare anche tutto il comparto legato al turismo del territorio. Sicuramente questo posizionamento di questo museo porterà ancora maggiori possibilità per chi verrà qui da noi a visitare appunto il nostro territorio. Non è finita, il 2025 sarà l'anno della messa in sicurezza e sistemazione dell'attigua Ala Scarpa, ma intanto godiamoci semplicemente tutta questa bellezza. Allora, direttrice, riciclare il passato, la storia, ma per fare questo bisogna investire, bisogna credere, un investimento importante che tu fai, ma lo fai per la comunità, per il territorio, e si investi in questo, poi trovi e vedi anche i risultati, anche economici. Quanto importante è capire la bellezza della nostra storia, perché la storia ce l'abbiamo, è Canova la storia a Possagno, guardate cosa è riuscito a fare e veramente a farci vedere e a riprendere la storia in mano anche il presidente Zanetti, ha investito, ha creduto in quello che faceva. Quanto importante è anche far capire alla politica che la cultura è un investimento importante, è essenziale, è quello che darà fiducia anche ai giovani, che scopriranno veramente cos'è la storia, il passato, questi geni che abbiamo avuto la fortuna di avere, non so se ne saranno ancora, io penso di sì, basta investire, però è sempre là, investimento anche sui giovani, sulla scuola e sulla cultura. Prego, direttrice.
Sì, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta che ci siamo viste, di quanto importante sia che la politica si faccia carico di questi temi. Punterei la mia attenzione su un termine che è quello della sostenibilità. L'ospite che ha in sala parlava appunto del riciclo dei rifiuti, quindi andiamo in una direzione di sostenibilità ambientale. Un filone dove anche il museo è sensibile, ovviamente con i limiti di quello che è la nostra attività. E adesso sposto la mia attenzione su quella che è la sostenibilità sociale e anche magari proprio quella economica. Come ha detto lei, la missione del museo è quella appunto di coinvolgere la società perché questa sia consapevole del patrimonio, della cultura, della storia che il museo conserva, preserva, valorizza, e una volta che la società, un territorio ha capito l'importanza di questo patrimonio, appunto è proiettato in quello che è appunto un futuro nel quale ci si fa carico di questo patrimonio. Sentiamo Vallardi, sostenibilità ambientale, importantissimo, prego. Sì, credo che il discorso di questo paese, della cultura, sia un discorso che va anche indietro nel tempo. Penso che un patrimonio culturale, storico-culturale come quello italiano non ce l'ha nessun'altra nazione al mondo. E credo che dobbiamo investire parecchio, ma non per buttare i soldi, ma perché proprio è un vero e proprio investimento. Pensiamo al turismo che può essere collegato a tutto quel patrimonio che già conosciamo e anche tutto quello che dobbiamo scoprire, perché ogni volta che scaviamo, facciamo un piccolo buco da qualsiasi parte in questo territorio, troviamo dei reperti. E il brutto è che spesso e volentieri non abbiamo i soldi per poterli valorizzare, quindi vengono ricoperti in attesa che arrivino finanziamenti. Conosco diversi siti che sono coperti e lasciati là, si sa che sotto c'è del materiale da valorizzare, ma non si hanno i soldi per poterlo fare. Quindi credo che servirebbe veramente anche una specie di project financing per recuperare tutto questo materiale, che poi non è che sia un qualcosa di vecchio, è un qualcosa che è un investimento, perché pensiamo a quanto turismo si potrebbe veicolare solo nel far conoscere e valorizzare tutta questa storia che tutti gli altri paesi ci invidiano. Io credo che l'Italia non dovrebbe essere lasciata sola a gestire tutto quanto questo patrimonio storico. Se siamo all'interno della comunità europea, poi alla fine l'impero romano, sappiamo benissimo, arrivava fino a tutta l'Inghilterra, quindi tutta l'Europa è parte della nostra storia. E quindi credo che il carico, anche le spese per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale dovrebbe essere gestito direttamente dall'Europa. Non possiamo essere solo noi come Paese Italia a dover investire soldi in questa valorizzazione. Però, Vallardi, in Europa abbiamo i nostri parlamentari, come mai non spingono in questa direzione? Perché bisogna anche dirlo, sei tu che rappresenti il territorio, sei tu che sai, come dice Vallardi, il patrimonio che hai. Di questo se ne sente parlare molto poco, però io ritengo che vada puntualizzato. Credo che la direttrice, la dottoressa Mascotto, in questo possa condividere questo ragionamento. La storia italiana è anche la storia dell'Europa. L'impero romano, i confini dell'impero romano racchiudevano, se non tutta l'Europa, ma quasi tutta l'Europa, poi si estendeva anche, sappiamo, in Medio Oriente, però l'Europa sicuramente sì. Quindi tutta questa, però oggi vediamo che l'Europa fa fatica, ha mille altri problemi, ma fa fatica a intervenire. Però io credo che in questa direzione i nostri parlamentari dovrebbero spingere parecchio, perché effettivamente abbiamo tanto patrimonio che è ancora da gestire, e tanto sta anche, è un po'
è un po' conservato male, se si può dire. È conservato male, molto male, delle volte non sappiamo neppure quanta bellezza abbiamo in casa e io mi domando quando qualcuno capirà invece l'importanza di questa bellezza, di conservare. Ecco, io direttrice cito sempre quella scritta su un edificio di Verona bellissimo, ecco, che è stato veramente ristrutturato, ma che alla fine tu vedi questa scritta conserva. Ecco, questo patrimonio, ecco, questo grande benefattore, questo mecenate che ha lasciato alla storia scritto conserva. Ecco, pensate l'importanza di investire, però quello che traspare, dottoressa Mascotto, e che voi invece, anche col sindaco di Possagno, devo dire veramente grazie, avete investito anche su quello che è usufruire di questo patrimonio meraviglioso, di questa bellezza, anche per i diversamente agili. È stato un investimento importante che ha fatto il sindaco perché ci crede a questa sensibilità e avete fatto anche voi, per capire che anche queste persone hanno diritto di godere di tanta bellezza. Prego, direttrice. Sì, certo, andiamo sempre su quella parola magica che abbiamo detto prima, quella della sostenibilità sociale. Dobbiamo essere il più possibile accessibili e inclusivi, perché la società deve fare un percorso e questo percorso lo si deve fare tutti quanti assieme. Quindi sa che su questo tema sono particolarmente sensibile. Vado adesso sul tema, quello della sostenibilità economica, visto che comunque l'intervento a mio avviso oggi riguarda anche questo e noi magari non ne abbiamo mai parlato assieme. Sappiamo che una delle missioni, le missioni del nostro museo proprio per statuto è quella della conservazione e quello della valorizzazione del patrimonio e noi abbiamo in gestione quello che sono beni pubblici, sono beni che appartengono alla popolazione di Possagno, però l'ente che lo ha in gestione è di diritto privato, è una fondazione e quindi come fa la fondazione a raggiungere questi obiettivi, appunto quello della conservazione e della valorizzazione attraverso le proprie energie, quindi noi ci sosteniamo grazie alla vendita dei biglietti. È chiaro che non riusciamo a fare progetti straordinari attraverso la bigliettazione, riusciamo però, e in questo voglio sottolineare quanto il museo sia virtuoso, riusciamo però grazie alla bigliettazione a fare tutta quell'attività ordinaria che c'è richiesto e quindi per esempio quell'attività di manutenzione al patrimonio, quindi per esempio la depolveratura, il monitoraggio costante, perché ricordiamoci che la conservazione preventiva e programmata è la cosa migliore. Il restauro dovrebbe essere solamente l'ultimo step quando non c'è altra possibilità per salvare il bene. E quindi come fa il museo per far fronte a tutta quell'attività straordinaria del restauro, delle mostre, dei convegni? Dobbiamo lavorare per fare fundraising e quindi partecipare ai bandi, quindi fare riferimento ad alcuni mecenati che fortunatamente ci aiutano, fare riferimento a quelle aziende che sono state brave, hanno lavorato bene e quindi ci possono aiutare attraverso la sponsorizzazione o ancora attraverso quello che è il 5 per 1000, tutte quelle strategie utili ad ottenere le risorse che ci aiutano nella nostra attività. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, è arrivato anche a Rovigo, andiamo, vai Vladimiro. Grazie mille, ciao. Vorrei fare una domanda da popolano alla direttrice signora Moira. Cioè, quando che mi è venuto le prime volte la curiosità di interessarmi a Canova, ho letto la sua storia e se non mi sbaglio la sua principale dimora per svolgere la sua attività artistica non è sta qua in Veneto ma è sta a Roma, principalmente a Roma, cioè Canova gira tutta l'Europa ma la sua principale
meta è stata la città di Roma. Mi sono chiesto, ma il fatto che per esempio a differenza di altri due grandi artisti, Vivaldi e Goldoni, che ha vissuto la maggior parte della sua attività a Venezia, per questo motivo può essere più conosciuto, apprezzato e anche incuriositi dai cittadini del Veneto, piuttosto che appunto di un Canova che come dire, ha svolto la sua attività principale fuori da Veneto, da Venezia a Roma. E altro aspetto che mi incuriosisce di capire, no? La sua sede veneta non è Venezia o Padova, cioè gli abituali, soliti grandi centri culturali che attirano la gente, ma Possagno, che è una piccola cittadina anche parecchio fuori mano. Cioè, come dire, quando che ho conosciuto Canova è stata quasi una sorpresa per me scoprire che era un artista veneto, appunto abituato al discorso che Vivaldi e Goldoni vuol dire Venezia. Successivamente ho collegato appunto Canova al Veneto, e però mi rimane pur sempre questa distinzione e mi chiedo se questo qua può anche essere un limite per attirare il popolino normale come sono me a frequentare Possagno e l'arte del Canova più molto generale. Chiaro Vladimiro, facciamo rispondere la dottoressa, la direttrice Moira Mascotto. Grazie Vladimiro, prego direttrice. Allora, Canova ha vissuto a Possagno i suoi primi anni di vita, poi ha trascorso qualche tempo a Venezia fino a portarsi a Roma, dove effettivamente poi ha aperto lì il suo studio e ha passato lì tutto il resto della sua vita, girando però molto, viaggiando molto e ritornando anche a Possagno. Possagno è stata eletta come quella sede che custodisce tutt'oggi la sua memoria storica e artistica, è il suo paese natale, è dove lui ha voluto investire, dove lui ha deciso di regalare una nuova chiesa ai suoi parrocchiani, quindi secondo me è proprio la sede naturale dove si deve perpetuare il suo nome. In realtà, a mio avviso, anche con le problematiche di cui si parla tanto adesso, come per esempio overtourism, eccetera, Possagno deve essere visitato non per forza solo dagli intendenti, da quelli che conoscono bene l'arte, ma anche da persone che conoscono meno l'artista, proprio per scoprirlo, proprio per assaporare quella che è la bellezza. Ricordiamo che il nostro è un territorio particolarmente ricco di bellezza artistica, di bellezza paesaggistica, è ricco di storia e nel raggio di pochi chilometri oltre al Canova si può scoprire Palladio, si può scoprire il Veronese, si possono scoprire dei borghi meravigliosi, quindi non vedo motivo per cui una persona non debba raggiungere appunto il territorio e di goderlo con tutto quello che questo può offrire. In effetti bisogna anche capire la bellezza che abbiamo di questi borghi. Io non so neanche quanti ne abbiamo, forse non li conosciamo neppure tutti quanti, ne abbiamo talmente tanti da nord a sud, da est a ovest, dappertutto, e sono uno più bello dell'altro, ognuno con la sua storia però che convince chi la conosce, ma noi dobbiamo convincere quelli che non conoscono la storia. La storia diventa anche magari un diario. Andiamo a vedere Savno Diario. L'arte in tutte le sue forme, è questo il filo conduttore del diario scolastico 2024-2025, frutto della collaborazione tra Asco Trade Gruppo Era, Alto Trevigiano Servizi, Piave Servizi e Savno Consiglio di Bacino, oltre ai 20 istituti scolastici del bacino Sinistra Piave che vi hanno naturalmente aderito, per un totale di quasi 18.000 copie consegnate gratuitamente ai plessi e quindi agli studenti. Credo che sensibilizzare i ragazzi che ogni giorno apriranno il diario,
leggeranno un qualcosa riferito sia all'arte che all'educazione ambientale, sarà sicuramente utile per fare in modo che le nuove generazioni ci diano una mano ad andare a prendere la giusta direzione. Dopo la scorsa edizione dedicata allo sport, la nuova agenda punta il focus sull'arte e i suoi colori, cercando di stimolare la creatività e la sensibilità dei giovani, offrendo però uno sguardo molto attento alla sostenibilità e al rispetto ambientale, tema che accomuna le aziende promotrici impegnate a far crescere nei giovani nuove consapevolezze. È un messaggio di sostenibilità. Oggi le risorse vanno usate con attenzione, in particolare le risorse naturali, anche il gas e l'energia elettrica. Che le risorse non siano infinite è il monito che va sempre sottolineato. Per noi è fondamentale trasmettere a queste persone messaggi per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e l'economia circolare, affinché l'ambiente sia protetto, tutelato e preservato nel tempo. Il problema più grande è sicuramente far capire alla gente che le risorse non sono infinite, quindi bisogna rispettare ciò che c'è intorno e soprattutto noi che siamo adulti abbiamo una grande responsabilità, perché dobbiamo lasciare l'ambiente alle generazioni che vengono dopo. Fondamentale per l'approccio culturale l'apporto del gruppo di lavoro dei professori e della consulenza della professoressa Lorena Gava, critico e storico dell'arte, e dello studio grafico CGA Art, attraverso cui una selezione curata di opere provenienti dal patrimonio culturale locale e mondiale hanno fatto comunicare l'arte anche senza parole. Ma soprattutto il diario riporta i ragazzi allo scrivere fisico, togliendo lo smartphone dalle loro mani. Il diario è uno strumento fondamentale proprio perché questa azione fisica dello scrivere, e lo attestano anche ricerche in merito, permette proprio un approccio e anche un utilizzo delle conoscenze in maniera appunto diversa, sia di memorizzazione sia anche di verifica, diciamo, della informazione ricevuta, ottenuta. Abbiamo in linea Tamara, poi sentiamo Vallardi. Vai Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Mirella, io devo dirti una cosa. A me quel museo che siamo andati a vedere, la casa di Canova, mi è piaciuta un sacco. Quando sono venuta a casa la sera ho pensato che io la seconda o terza volta che andavo a vedere un museo, però mi è piaciuto tantissimo. Avevo perfino, quando sono uscita dal museo, avevo perfino le lacrime che mi scendevano da quanto contenta che ero aver visto la casa di Canova, perché avevo sempre sentito di parlarne, però non l'avevo mai vista. Comunque ti ringrazio Mirella di avermi fatto vedere questa cosa. Guarda che il nostro bravo regista Andrea Basso sta facendo vedere le immagini di questa gita che abbiamo fatto al Canova assieme ai diversamente agili, ai studenti, ai diversamente giovani. Li ho portati a vedere questa meraviglia grazie al 5 per 1000 che mi danno le persone. Ecco perché io faccio vedere dove investo il 5 per 1000, perché la trasparenza in questa associazione regna sovrana. Sempre. E Tamara, ti ringrazio di cuore per far capire l'importanza invece di far vedere queste meraviglie a quelle persone che non la vedrebbero mai, che non hanno la possibilità di veramente di partecipare a queste gite, e noi l'abbiamo fatta. Eccoli qui, guardate, e tutti quanti, lo può dire la dottoressa Mascotto, abbiamo vissuto di emozioni quel giorno, vedere queste persone che si emozionavano, che fotografavano, che erano avvolte da questa bellezza, è stata veramente entusiasmante. Vallardi, ma la politica è lontana 1000 miglia per fare queste cose, è sempre il privato, l'associazione, il mondo del volontariato, savano con una certa sensibilità. Avete visto questo diario meraviglioso? Pensate, andare al Canova col diario e fare magari, ecco, questi schizzi che si facevano una volta, bellissimo. Grazie per questa sensibilità, Vallardi, prego. Sì, bella l'immagine di Tamara che piange nel vedere la gipsoteca del Canova, anche se non è bello, ma piangeva di gioia, quindi è giusto sottolinearlo, tanta bellezza è giusto valorizzarla. Ma la politica spesso e volentieri è un po' distante da tutto, un periodo anche abbastanza strano, e il volontariato è una grande risorsa di questo territorio, soprattutto del Veneto, soprattutto della provincia di Treviso, e il privato spesso e volentieri fa la differenza. E se si sa coordinare misto pubblico-privato, a volte si riescono a fare tante cose. In provincia di Treviso si riescono a fare, e si riescono a fare anche delle belle iniziative, tipo quella del diario di Savno. È
iniziativa che facciamo da più di 10 anni, mi sembra 11 o 12, da quando siamo partiti con la raccolta porta a porta. C'era il bisogno di riuscire ad andare nelle scuole con un qualcosa che non si limitasse alla singola lezione che dura 1 ora, 2 ore o 3 ore nelle singole classi, ma un qualcosa che accompagnasse lo studente, il giovane, durante tutto l'anno. Allora abbiamo individuato questo strumento, che è anche simpatico, è anche carino. Abbiamo cercato di illustrarlo spesso con dei personaggi, dei fumetti che poi accompagnano lo studente tutto l'anno, e in questo diario, in maniera anche delicata, lanciamo sempre questi segnali, questi messaggi ambientali che poi aiutano a far crescere anche i ragazzi nella giusta maniera. Mi è piaciuta prima la battuta del commentatore che diceva sì, aiuta a tenerli lontano anche dal telefonino, anche dai social, perché è uno dei grossi problemi che abbiamo al giorno d'oggi, questi giovani che stanno tutto il giorno sul telefonino, si chiudono in questo mondo che è un mondo virtuale e li allontanano dalla realtà. Si sta trasformando addirittura in una patologia il fatto che si chiudono in questa realtà virtuale e non connettono più, non parlano più, non dialogano più. Spesso e volentieri anche il problema è all'interno della famiglia e è un problema da affrontare. Ecco, quindi in minima parte noi con questo diario stiamo cercando di aiutare, e poi ci porta sempre a quei risultati, perché poi alla fine attraverso i giovani siamo riusciti a entrare nelle famiglie e siamo portato a casa questo bel risultato, che è un risultato di tutta la sinistra Piave, di tutta la provincia di Treviso, e che dobbiamo cercare di continuare e di mantenere, soprattutto perché se siamo senza, non abbiamo bisogno di discariche e né di inceneritori in questo territorio, è grazie al lavoro di tutti. Il gesto quotidiano di riuscire a mettere ogni rifiuto al posto giusto, quindi abbiamo questa raccolta differenziata oltre il 90%, ci aiuta a tenere lontani sia le discariche che gli inceneritori. Però, Vallardi, bisogna dire anche una cosa, che voi avete investito molto sull'informazione. Siete raggiunti a questi livelli perché avete investito nell'informazione. Io mi ricordo nelle scuole, dappertutto c'era questo riciclo, come si fa, come non si fa, e un po' alla volta la gente si è abituata perché avete fatto capire l'importanza del riciclo. Allora io per fare devo conoscere, devo sapere, e questa è l'importanza, la sensibilità politica di investire su una cosa che è utile per la comunità ma per tutto il territorio poi alla fine. Prego. Abbiamo investito in 2 o 3 direzioni, forse anche più, 4 o 5, nel senso che abbiamo investito molto sul settore impiantistico, abbiamo investito molto in tecnologia, abbiamo investito molto nei camion che funzionano a biometano, quel biometano che produciamo nei nostri impianti, quindi praticamente per noi i costi del combustibile sono pari, non dico a zero, ma arrivano dal mondo dei rifiuti, quindi è un combustibile che è ecologico, oltre a costare meno del gasolio. Sappiamo che 1 chilo di metano costa quasi metà di un litro di gasolio, e tra l'altro ce lo produciamo noi. Investiamo molto in comunicazione, nel senso che non tanto sulla comunicazione sui mass media, ma tutti i nostri camion sono serigrafati con i fiori, con il fatto che il camion va a biometano prodotto dai rifiuti che trasportiamo. Quindi entriamo a volte anche pesantemente, nel senso che a volte siamo anche ripetitivi con questi messaggi, però sappiamo che essere costanti poi alla fine porta a far sì che la gente anche diventi nostra alleata in questa direzione. Ma voi avete investito nella prevenzione nelle scuole, nel mondo della disabilità, nei diversamente agili, capisce l'importanza dell'investimento che avete fatto? È un lavoro a 360 gradi che poi alla fine, lo dico anche con una certa gratificazione, ma che non è nostra ma è di tutti, abbiamo la certezza di avere le tariffe più basse d'Italia. Perché questo lavoro di recupero dei rifiuti fa sì che spendiamo meno soldi a portare il materiale in discarica, e quindi poi alla fine
il costo di una bolletta, cioè quando arriva la bolletta ad ogni singolo cittadino dà fastidio, per quanto bassa sia, però noi siamo contenti perché poi alla fine l'abbiamo comparata con le bollette degli altri territori e siamo molto soddisfatti perché sono molto inferiori a quelle degli altri territori. E questo non è merito nostro, non è merito solo della società, è il merito di tutti quanti i cittadini che ci aiutano verso questo obiettivo. Perché avete investito su una cosa che loro hanno capito che poteva essere importante e utile per tutta la comunità. Chiaro. Andiamo adesso a vedere queste interviste a questi visitatori, andiamo a vedere, poi commentiamo con la direttrice Moira Mascotto. Andiamo a sentire le interviste. Eccoli qua. Allora Riccardo, 2 anni fa eri a Venezia, l'anno scorso siamo andati alla Fenice, quest'anno alla Gipsoteca Antonio Canova. Cosa vuol dire per te, Riccardo, visitare questi posti, incontrare persone nuove? Prego. Beh, per me prima di tutto è vedere la Gipsoteca e anche ho visitato una volta anche il Tempio del Canova. È bello? Sì, molto bello. Dentro è tutto pieno di affreschi. E incontrare altre persone? Beh, per me è anche bello incontrare altre persone perché è gente nuova che non conosco, eccetera. E mi piace, sì. Cioè, trovi utile fare queste uscite? Sì, trovo utile, anzi mi piace molto fare queste uscite. Mi fa molto piacere. Si incontra tutti e anche quelli che non si conoscono, è anche bello. Sì. Gianfranco, cosa vuol dire per te questa gita oggi? A me venuto qua per guardare il museo e altre visite qua nel territorio. Quanto è importante visitare questi posti per voi? È la prima volta che vengo su qua e mi è piaciuto venire su comunque. È bello staccare la spina? Sì. Incontrare altre persone che non conosco e stare insieme a loro. Cosa vuol dire incontrare persone nuove, vedere questi luoghi meravigliosi, questa storia della nostra cultura veneta anche? Anche bello posto e persone guardare il museo di libri di Treviso, San Zenone, di tutti i tipi. E incontrare altre persone, quanto importante è? È importante, più belle possibilità vedere anche fuori, anche dentro, di tutto. Qui abbiamo l'ISRA presente sempre, comunque, dovunque. Allora, cosa vuol dire per voi visitare questo luogo? Vi fa piacere uscire, incontrare persone nuove? Sì, fa piacere, certamente. Non vieni tutti i giorni a guardare. È vero? Sì, è vero. Mi fa piacere, condivido quello che ha detto la signora. Già incontrare persone nuove? Certo. Persone nuove e vedere questi ambienti che sono una cosa meravigliosa da guardare, insomma. Perciò pensate che il direttore Pavan, Giorgio Pavan, che salutiamo, sì, perché grazie a lui siamo riusciti a fare anche questa importante gita. Ecco, importante per voi anche vedere la cultura, ecco, partecipare a questi A me piace tanto vedere, sono padovana io, non sono trevigiana, dalle mie parti conosco non conosco ancora tanti ambienti. Bellissimo. Comunque venire mi piace, è soddisfazione vedere insomma cose nuove, cose che non ho mai visto. Ha 90 anni. È 90 anni, sì. Allora, come educatori, ecco, come accompagnatori, per voi queste visite servono a queste persone anche nel rientro, staccare la spina, ricordare quello che hanno visto, poi divulgare anche tra di loro quelli che non hanno potuto partecipare naturalmente? Certamente sono momenti utili perché promuovono il benessere, questo è importante. Poi dopo quando rientriamo a casa raccontiamo a chi non è potuto esserci, insomma, quello che abbiamo visto e ne parliamo anche per qualche giorno, quindi è una buona cosa, sono belle iniziative, quindi grazie per l'opportunità. Un bel ricordo anche per il futuro. Siamo fortunati noi arrivare qua. Siamo proprio fortunati. Mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. Insomma sì, di 90 anni compiuti. Complimenti. Vado ancora a palestra, faccio ancora glieli tanto. dà? Anche a casa, cosa dite? Guardatela. Secondo voi avete capito che non è l'età, ma è la testa, il corpo che deve essere sempre in movimento. Ginnastica da tanti anni. Grazie anche a loro.
Sì, no, io sì, beh, anche allora adesso. Anche? Ma prima, Anche? no, perché sono rientrata, ma prima abitavo un'altra zona e allora Sì, adesso conoscevo, però adesso ho conosciuto anche questa zona qua e sono contenta dove abito, insomma, ho trovato ginnastica anche qua, vado. Bene, buona gita allora. Grazie. Mariella, e tu Mariella, cosa vuoi dire? Che sono contenta di essere qua. Sei contenta di essere. Quanto importante è uscire? Grazie alle ragazze che mi hanno accompagnata. Hai capito? Vedete, questi sono i nostri diversamente giovani. Spero che qualcuno apra gli occhi e capisca l'importanza di queste gite. Forse portarli un po' di più a spasso non farebbe male a nessuno. Ma un po' alla volta ce la faremo. Abbiamo iniziato bene. Ciao! E devo dire grazie a questa grande famiglia che con questo dono che mi fa per 5 per 1000 riesco a fare queste cose. Ecco, portiamo felicità, ecco, gioia, veramente staccare la spina a queste persone. Cosa vuol dire, direttrice, rivedere queste emozioni che abbiamo provato tutti quanti? È stata veramente una giornata indimenticabile. Prego, direttrice. Davvero indimenticabile, mi ha fatto molto piacere rivedere le immagini, sentire le testimonianze, in particolar modo Tamara prima ha detto mi sono scese le lacrime, sono scese a me a sentire lei e dire questa cosa qui. Quindi, come è stato detto più volte, l'importanza dell'inclusività, di poter permettere a tutti di accedere ai luoghi della bellezza, di poter interrompere a volte quella che è una quotidianità, di stringere nuove relazioni, di conoscere nuove persone. È un arricchimento che diventa un arricchimento proprio spirituale. Andiamo a vedere adesso Savno Riuso. Come i manifesti, io lo facevo sui manifesti elettorali. Ha voluto provare personalmente come si fa a recuperare un oggetto, altrimenti destinato alla distruzione. Per il ministro Pichetto Fratin, colle e pennello, ma anche cacciavite e testa. Era oggi all'inaugurazione della bacheca del riuso, con i ragazzi delle scuole coinvolte a dargli dei suggerimenti sugli interventi. Cosa hai detto al ministro per spiegargli come andava fatto il lavoro? L'ho aiutato a fargli capire come bisogna incollare. Beh, è stato bravo il ministro. Sì, è stato veramente bravo. Perché in questo progetto sono gli studenti tra i primi protagonisti del recupero. Quello che sto depositando al CERD è ancora buono, può avere una seconda vita, o magari che ha una piccola anomalia, ed ecco che intervengono tutti i nostri ragazzi delle varie scuole, delle scuole superiori, che lo useranno come attività didattica, aggiustano il materiale, ci danno una mano. E poi sapere che queste cose possono andare a chi ha meno. Questo dà ulteriormente più gioia sia a te stesso che agli altri, quindi è un'occasione da provare. Gli oggetti ancora utili e riparati sono stoccati in un capannone della Savno e presentati in un catalogo virtuale. Tutto questo materiale viene fotografato, viene catalogato, viene messo nell'apposito sito della Savno. Chi ha bisogno, prima di andarsi a comprare qualcosa di nuovo, va a vedere se noi ce l'abbiamo nel nostro magazzino. Viene là e se lo prende. E quindi dobbiamo lavorare per la salvaguardia dell'ambiente. Così come è stata la raccolta differenziata, lo sarà anche il progetto del riuso. Chiaramente, se ognuno di noi farà la sua piccola parte. Una piccola parte che ha portato la provincia di Treviso ai primi posti in Europa, come ha sottolineato il presidente nazionale di Lega Ambiente. Qui le cose vanno meglio che in diversi Länder tedeschi. È un'esperienza importante perché mette insieme i temi ambientali e i temi sociali, e anche i più bravi vogliono migliorare ulteriormente. Sfida con se stessi, nel caso di Savno, o sfida con contadini? Beh, sono due esperienze straordinarie. Noi accompagniamo i più bravi non solo per migliorarsi, ma anche per fare in modo che i meno bravi prendano esempio da loro. Allora, sensibilità, avete visto cosa vuol dire? Perché qui si tratta di sensibilità, è inutile che ce la raccontino. Dove è nata questa sensibilità, Vallardi? Come mai? Perché di solito il politico, no, lei invece è un politico che ha sempre cercato di essere sensibile al territorio. Io lo dico, che è arrivato il pellet l'anno scorso per riscaldare le persone, me l'ha mandato lui.
e quest'anno me lo rimanderà ancora. Cioè c'è una certa sensibilità a capire che ci sono persone che hanno bisogno di essere aiutate. Vallardi, non è che per violinare, ma sapete che io dico quello che è. No, vabbè, racconto un episodio. Sono diventato sindaco nel 1995 e mi è successo un episodio che poi mi ha accompagnato tutta la vita da quel momento in poi. Sono diventato sindaco a Gorgo Monticano nel 1995, ad aprile, maggio, adesso non mi ricordo quant'era, e poi a Natale l'associazione del paese mi dice: ma se ti vestiamo da Babbo Natale e andiamo a portare i doni ai disabili, vieni? Va bene, anche con un po' ma non sapevo, insomma, un po' di timidezza, nei primi periodi ancora non eravamo così emancipati, ho detto di sì, mi sono vestito a Babbo Natale, la faccio svelta. E abbiamo iniziato a portare questi regali. Mi ricordo che a un ragazzo disabile dovevo portare la sciarpa dell'Inter, io sono della Juve, però ho portato la sciarpa dell'Inter, e questo ragazzo disabile, nel momento in cui gli ho dato la sciarpa dell'Inter, mi ha saltato addosso e mi ha baciato in una maniera che non si riusciva più a toglierlo, no? Nel senso, ecco, in quel momento, in questo abbraccio che è durato parecchi minuti, perché proprio lui era lì che aveva talmente apprezzato questo piccolo dono, perché poi alla fine era una sciarpa, no? Ma per lui aveva un valore. Ecco, lì è cambiato qualcosa dentro di me che poi alla fine mi ha fatto sì che a Gorgo Monticano abbiamo fatto una casa per gli anziani, a Chiarano siamo riusciti a fare un ospedale per i disabili, proprio perché nel momento in cui entri in contatto con queste persone e gli stai attaccato, capisci che dentro di te scatta un qualcosa che poi ti accompagna per tutta la vita. No? Quando è arrivato a Roma, senatore, invece cosa è successo? Quando è arrivato cosa a Roma, ha visto là, a Roma? Che aria tirava? A Roma è un altro mondo, difficile da spiegare in 2 minuti, si rischia di non essere compresi. Lì o la sensibilità te la porti da fuori, lì la perdi la sensibilità. Avete capito? È un mondo diverso che non si può spiegare in 2 minuti, perché poi si rischia spesso e volentieri di essere fraintesi, però quando arrivi a Roma la sensibilità o ce l'hai o lì di sicuro non la acquisisci, lì la perdi la sensibilità, però è un mondo che vale la pena bisogna andarci, bisogna cercare di andarci per cambiare le cose, e soprattutto bisogna stare attenti a non rimanere stritolati, perché è un mondo difficile ed è un mondo che è difficile da spiegare per chi non lo vive, insomma, ecco. Senta Vallardi, che auguri vorrebbe fare prima alla direttrice Moira Mascotto e poi faremo gli auguri anche ai telespettatori e telespettatrici? Beh, io non mi vergogno a dirlo, sono stato diverse volte a Possagno, ma non sono mai entrato nella gipsoteca, quindi approfitterò delle feste natalizie per andarlo a visitare. E gli auguri che faccio è un po' l'augurio che faccio a lei, ma anche un po' a tutti quelli che gestiscono l'arte, che possa in questo paese, no? Nel senso che speriamo si riesca sempre più a valorizzare questo immenso patrimonio culturale, storico di questo paese, perché come dicevo prima siamo sicuramente quelli che nel mondo hanno più materiale storico da valorizzare, ma soprattutto da far conoscere. E invito tutti gli italiani, compatibilmente con le possibilità, a far sì che si possa conoscere sempre di più la nostra storia, perché poi anche conoscendo la nostra storia troviamo la forza per affrontare meglio il futuro. Sentiamo come ci saluta la direttrice Moira Mascotto. Che auguri ci fa la direttrice, prego. Sì, ma innanzitutto faccio i complimenti al senatore, perché non lo conoscevo, ho sentito delle belle cose, dei pensieri molto profondi, quindi grazie. Il mio augurio è di buone feste, che queste feste portino a tutti, a tutte le famiglie, serenità, e che si possa avere per il 2025 un percorso virtuoso, un percorso che possa portare beneficio alla nostra società.
Grazie, veramente grazie direttrice, facciamo anche noi i migliori auguri per questa meraviglia che abbiamo a 2 passi da casa, perché veramente ce l'abbiamo 2 passi da casa. Non annoiatevi, non siate pigri, uscite, andate a vedere questa meraviglia, perché veramente rimarrete, come ha detto il presidente Zanetti, la prima cosa che farete sarà oh! Grazie, grazie direttrice Vallardi, un saluto ai nostri telespettatori e telespettatrici, un buon Natale. Sicuramente un buon Natale a tutti quanti, a tutte le famiglie, un buon Natale, un buon fine anno, ma soprattutto un meraviglioso 2025 che per tutti pieno di serenità e gioia. Lavoriamo tutti in questa direzione, basta guerre, soprattutto, ecco l'augurio miglior, basta guerre qui da noi, tra di noi, ma soprattutto speriamo finisca. Ma è una guerra anche per le elezioni. L'ultima domanda: è d'accordo di spostare queste elezioni nel 2026? Io credo che arrivare spaiati, sì, penso di sì, nel 2026, così permettiamo anche al Presidente Zaia di inaugurare le Olimpiadi, così è più sereno anche lui, insomma, perché mi sembra un po' agitato. E quindi nel 2026 si inaugura lui, che giustamente ci ha lavorato per queste Olimpiadi, quindi tutti sereni, nel 2026 andiamo verso le elezioni. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità. Ed è un onore per Mirella avere ospite questa mattina il maestro Giuliano Carella, direttore artistico dei Solisti Veneti. Veramente grazie. Buongiorno, maestro di essere qui. A lei. Bellissimo, avete sentito questa ragazza con la tromba, ma l'avete sentita, ma tutto il resto. Allora, la passione, ecco maestro, cos'è la passione per la musica, per il suono? Perché dobbiamo anche capire questa passione che invece coinvolge i giovani. Non è vero che non ci sono i giovani, li
abbiamo visti. Prego maestro. La passione che cos'è? E la passione, tra l'altro, è il motto dei solisti veneti, il suono della passione. La passione è dedizione, la passione è appartenenza, la passione è il desiderio di continuare una tradizione bellissima e stupenda come quella che abbiamo portato avanti in questi 65 anni. Prima il nostro maestro Claudio Scimone e adesso io che sono stato suo allievo e che cerco di continuare nella stessa linea questa operazione bellissima. La ragazza che voi sentivate è una ragazza che non ha neanche 25 anni, è una nuova stella del suo strumento, della tromba, è una ragazza francese con la quale abbiamo tra l'altro fatto un bellissimo concerto nella Basilica del Santo e con la cui eravamo ad Amburgo nella Michaelskirche e per 2 concerti che abbiamo fatto per il festival della Westfalia e niente, la passione è dedizione. E quando nasce questa passione in Carella? Quando è nata? Che hai iniziato a capire che forse questa passione l'avrebbe portata poi a diventare un direttore artistico? Ma io le dico la verità, io mi ritengo un uomo molto fortunato perché sto facendo quello che ho sempre desiderato fare. Io sono entrato in conservatorio quando la mia famiglia si trasferì da Milano a Verona con il desiderio di fare il mestiere che faccio, di fare il direttore d'orchestra. Poi ho cominciato a studiare violino con il maestro Piero Toso. Il maestro Piero Toso mi ha fatto subito conoscere il maestro Scimone che insegnava musica da camera allora al Conservatorio di Verona e da allora è cominciata la mia storia che poi mi ha portato anche a dirigere moltissimo il repertorio lirico italiano in giro per il mondo e adesso in parte sono ritornato a casa con i solisti veneti che sono una parte fondamentale della mia vita. Senta maestro Carella, non le sembra che forse per prevenire questa aggressività anche nei giovani forse la musica aiuterebbe molto, questa musica all'interno delle elementari? Certo. Una volta io mi ricordo c'era questo flauto, era quell'oggetto musicale che trovavi, che ti iniziava a capire se avevi questa predisposizione. Poi questa bellezza anche di toccare lo strumento è un po' svanita, ecco. Cosa ne pensa? Di iniziare a fare prevenzione con i ragazzi grazie alla musica? Che una volta c'era questa ora di musica, anche all'asilo iniziavi a suonare qualcosa, queste suore che ti insegnavano. Cosa è cambiato, maestro? Io devo fare una premessa, perché raccontando la mia storia ho saltato un passaggio fondamentale. Il fatto che quando la mia famiglia da Milano si è trasferita a Verona, io ho cominciato le medie in una scuola statale normale ed è stata la mia insegnante di educazione musicale che accorgendosi della mia passione ha chiamato mio padre e mia madre dicendo questo ragazzo sarebbe meglio che studiasse in conservatorio e da lì è cominciato tutto quanto. Aveva capito la sua creatività. Sì, la signora Pina Pighi la ricordo con gratitudine, anche poi insegnante straordinaria della scuola e membro del consiglio di amministrazione poi dell'Arena di Verona, una persona veramente formidabile. Questo per dire che la musica, l'educazione musicale nella scuola primaria, nelle scuole medie è fondamentale e anzi bisognerebbe aumentarla sicuramente, perché la musica predispone al bello, predispone alla pace, predispone alle cose importanti della vita. E tra l'altro a me preme dire che ci sono tanti giovani che mi fanno ben sperare, sono dei giovani positivi, sono dei giovani bravi, giovani che studiano, che si impegnano. Per esempio, noi abbiamo in complesso, è appena entrata, una ragazza padovana che si è appena diplomata, la Chiara Volpato Redi, è una ragazza che non ha ancora 20 anni e sta suonando con i solisti veneti in maniera importante e come lei ci sono tantissimi giovani che seguono questa strada e
non c'è niente da fare, la musica, l'arte predispone al bello, predispone a una bella vita, per cui sarebbe veramente importante, giusto, che ai giovani, e non solo ai giovani, si offrisse la possibilità di stare in contatto con la musica viva sempre, e di questo ne guadagneremmo tutti senza nessun problema. Allora, io proprio la scorsa settimana ho avuto ospiti 2 fratelli Efrichian, sia Laura che Gianni Efrichian, il quale ha avuto il coraggio, è uno che dice quello che pensa e quello che vuole dire, che lui dice non si può pagare un musicista 50 euro tipo a Sanremo al giorno. Ecco, questa è una cosa incredibile. E poi abbiamo sentito anche questi scioperi alla Fenice, questa orchestra della Fenice. Lei cosa ne pensa, maestro Carella? Dunque, i posti di lavoro nella musica vanno tutelati e vanno anzi aumentati, cioè quello che è il nostro patrimonio musicale, che è un patrimonio vivente, perché naturalmente quando andiamo in un museo, so che prima di me si parlava del Canova, abbiamo dei tesori bellissimi, si va, si vede, si capisce. La musica ha necessità di essere eseguita e per essere eseguita ha bisogno di musicisti e i musicisti vanno tutelati, vanno difesi e vanno portati veramente. Io sono poco obiettivo, ma ormai, come dire, anche la mia carriera, la mia vita le ho fatte. Mi spendo per difendere il lavoro dei musicisti, perché il lavoro dei musicisti è fondamentale, ancora una volta, nella nostra civiltà, per difendere un patrimonio comune che ha un valore inestimabile. Allora saluto anche Roberto Volpe, che è collegato con noi da Valdagno, che è presidente Unione Regionale Istituti per Anziani per Diversamente Giovani, come li chiama Mirella Volpe, lei lo sa che io li chiamo così, sono diversamente giovani, che avrebbero tutto il diritto anche di apprezzare queste meraviglie che abbiamo, che sono i nostri teatri, la nostra musica, le nostre orchestre. Sa che il mio sogno, gliel'ho detto Volpe, è portare nel pomeriggio in questi teatri meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere, non solo uno, ne abbiamo parecchi, questi diversamente giovani, a godere della bellezza di questa musica e di questi teatri. Ma faccio molta fatica, Volpe, è sempre un problema di soldi e di trasporti, ma io dico, ma se abbiamo tutte queste associazioni di volontariato che hanno pulmini, che hanno di tutto, poi io penso che se glielo chiediamo ai sindaci di sicuro non fanno pagare i teatri, poi se chiediamo anche a qualche direttore artistico, direttore d'orchestra, ecco, avendo questo patrimonio che sono i diversamente giovani, forse riusciamo a capire che più sinergie fanno squadra per veramente fargli rivivere quei momenti magici che solo la bellezza, il teatro, la musica, l'arte può dare. Cosa ne pensa Volpe? Ma come non essere d'accordo? Guardi, io vengo... tutti siamo d'accordo, ma non se va avanti, Volpe? Una settimana fa, rispetto ai 280 ospiti che abbiamo, ad esempio, in Fondazione Marzotto, siamo riusciti a portare al Teatro di Schio con non poche difficoltà 9 ospiti, quindi le cose si fanno. Certamente sta crescendo, cioè, questa è una bellissima, sono bellissime iniziative dove vedo molta possibilità di sviluppo nell'ambito dell'invecchiamento attivo. Io rappresento un mondo di persone in condizione anche di grave non autosufficienza, dove sta crescendo l'aspetto di portare la musica dentro le nostre strutture. Ormai credo che più del 50% delle nostre strutture facciano attività di musicoterapia, si fanno iniziative portando dentro gli artisti nelle nostre strutture, perché è più facile portare un artista, un concerto, un piccolo o grande che sia, dentro a una struttura che la possono godere in tanti, piuttosto che portare pochi non autosufficienti fuori. Lo si fa quando si può, ma sicuramente il fatto di aver aperto molto questo aspetto, ripeto, parliamo di musicoterapia nelle nostre strutture, credo che anche il maestro possa capire cosa vuol dire. Ci sono gruppetti locali, eccetera, per cui si sta sicuramente sviluppando, così come l'arte. Chiaro, visitare un museo non è semplice per un gruppo di anziani non autosufficienti, però portare alcune iniziative all'interno delle strutture. Io vedo, vengono anche dei maestri d'arte a proiettare diapositive
a raccontare l'arte, eccetera. Stiamo cercando di sviluppare questo all'interno delle nostre strutture, perché a questo punto offri questo patrimonio di bellezza, di cultura e di musica a un popolo molto più ampio. È vero, Volpe, però è anche vero che queste persone hanno diritto di incontrare anche altre persone, altre realtà come loro, perché non tutti non hanno la possibilità di uscire. Abbiamo dei novantenni, li abbiamo intervistati anche prima, ecco, delle RSA che li ho portati a Possagno, al Canova, che veramente hanno apprezzato tantissimo, e soprattutto anche incontrare persone nuove, volti nuovi, ecco, scambiare queste opinioni. Ecco, è vero che si porta tanto, io devo sempre ringraziarvi per questa apertura che avete fatto anche nelle RSA, perché dobbiamo dire la verità, ce l'avete messa tutta, però dovremmo iniziare anche a capire che ormai abbiamo dei centenari. Io ho avuto un figlio di un centenario che ha detto: mio papà sta pensando ancora di girare quel mondo che non è riuscito a visitare. Mio papà si alza al mattino e riesce sempre a trovare uno scopo per vivere la giornata, ed è quello di uscire, di vedere realtà. Maestro, cosa ne pensa? Queste realtà che magari messe assieme, i 9, i 3, i 5, ma riempiono il teatro, visto i diversamente giovani che abbiamo, anche autosufficienti. Prego. Sicuramente, io devo dire che tra le iniziative dei solisti veneti ci sono alcuni momenti che a me sono molto cari. Il primo, faccio una confessione, il nostro luogo di prova padovano è l'OIC, che è un centro per anziani, e noi ogni anno facciamo per gli ospiti dell'OIC un concerto per ringraziarli dell'ospitalità. Tra l'altro il fatto di provare presso di loro crea veramente un momento molto bello, perché a loro piace sentirci suonare, piace sentirci provare, e per noi è molto importante fare la nostra attività, perché purtroppo i solisti veneti non hanno un luogo dove provare, quindi noi andiamo Non hanno un luogo dove provare? No, noi non abbiamo un luogo dove provare, anche questo è una delle incongruenze del nostro, come dire, dei nostri sistemi. Noi fortunatamente, grazie al fondatore, il dottor Ferro, persona straordinaria, abbiamo, ancora il maestro Scimone aveva questa specie di ospitalità all'OIC, noi continuiamo e offriamo un concerto. Tra l'altro noi cerchiamo di portare anche chi può ai nostri concerti. Certo. E lo facciamo anche con diverse associazioni, lo facciamo con i club come il Rotary, come il Lions, portiamo ai concerti diversamente abili, persone di una certa età, e secondo me è un momento bellissimo e per noi e per loro. Quindi prima parlavamo dello studio della musica nella scuola primaria e nella scuola media, anche per quanto riguarda invece la terza età, anch'io comincio ad avere i miei annetti. È molto importante socializzare, è molto importante ascoltare musica, è molto importante vivere. Quindi in questo senso sicuramente tutto quello che va in questa direzione è benvenuto, e noi siamo al 100% su questa linea. Allora Volpe, com'è la situazione per quanto riguarda, ecco, queste strutture, il personale nelle strutture? Perché abbiamo toccato una cosa molto bella, che è questa musica, questa arte, questa passione. Adesso troviamo invece la passione per entrare nelle RSA, abbiamo delle liste d'attesa incredibili, poco personale. Com'è la situazione, Volpe? Non è che rispetto all'ultima volta che ci siamo visti sia cambiato molto. In questo momento la difficoltà di sistema, stanno invecchiando i boomer. In Veneto oggi ci sono 10.000 anziani non autosufficienti in lista d'attesa, è un numero crescente, c'è una pressione sulle nostre strutture. No, ripeta il numero per piacere, Volpe. 10.000 ospiti ci sono in attesa, in lista d'attesa, non autosufficienti, certificati, che sono in attesa di un posto letto in struttura. Però se noi invece dei 33.608 posti letto che abbiamo oggi ne avessimo anche 43.000, ovvero avessimo 10.000 posti per accogliere queste persone, non abbiamo sicuramente gli 8.000 operatori che servono, né i 1.500 infermieri che servirebbero. Quindi capiamo bene che oggi il grande problema è di natura strutturale e di natura anche legata
alle dinamiche del lavoro. In questi 2 giorni a Vicenza, venerdì e sabato, abbiamo fatto gli stati generali degli anziani in Italia, sono stati 2 giorni straordinari in cui ci sono stati più di 30 relatori che si sono succeduti nelle varie relazioni. Abbiamo spaziato dall'invecchiamento attivo alla non autosufficienza, all'aumento della spesa pensionistica, all'andamento demografico di questo paese che è drammatico. Oggi in Veneto ci sono 370.000 ultra ottantenni, nel 2050 saranno 640.000, in Italia 4 milioni e 8 oggi, 8 milioni nel 2050, quindi capite bene che rispetto a questi numeri sarà uno tsunami che travolge il nostro paese. Abbiamo perso 20 anni, non è facile oggi recuperarlo, ma almeno bisogna fermare questa deriva. Non abbiamo un ministero della terza età, cioè degli anziani, non della terza età. Non abbiamo avuto un centesimo sul PNRR per interventi strutturali, nonostante siamo il secondo paese più vecchio al mondo. Ha prevalso il dogma di Monsignor Paglia, che ha comunque raccontato che tutti gli anziani si possono assistere a domicilio, non avendo consapevolezza che si può assistere a domicilio chi può rimanere a domicilio. Ma guardate che di quei 10.000 ospiti che oggi sono in lista d'attesa, io credo che, e sono 10.000 famiglie, non dimentichiamoci, almeno la metà, ovvero 5.000, sono effettivamente anziani che hanno grossissime difficoltà ad essere assistiti a domicilio. Noi siamo di fronte a una generazione che invecchia, una generazione che invecchierà da sola. I boomer non è che siano così caratterizzati da nuclei familiari consistenti da reggere l'impatto di un'assistenza domiciliare H24 365 giorni all'anno. Abbiamo perso 30 anni, qui c'è stato un blocco, mi permetto di dire un blocco culturale, una disattenzione rispetto ai numeri che non hanno appartenenza partitica o politica. I numeri sono numeri, i numeri parlano, non si interpretano. Sì, me l'ha detto anche un fisico, Mirella, quando fa una domanda che vuole avere risposta si faccia dare i numeri, perché i numeri parleranno da soli. Ma mi scusi, Volpe, ma allora di queste persone cosa ne facciamo? Di sicuro non risolverà il problema lei, però io penso che qualcuno deve pensare a queste persone. Cosa facciamo? Non ci sono strutture, anche se le avessimo non abbiamo il personale, ma questi non hanno un'aspettativa di vita lunga, che la politica finalmente si accorga che hanno perso 30 anni e non si può sempre dare la colpa all'ultimo governo che non fa niente, quando la storia dice che tutta la politica in genere, perché hanno veramente governato tutti, ecco, non hanno pensato invece a fare prevenzione su quella che sarebbe stata la popolazione, perché le date di nascita si sanno, si sapeva un po' tutto, manca la prevenzione, la programmazione. Ma adesso cosa facciamo? Ecco, secondo lei adesso, Volpe, cosa dovrebbe fare la politica? Dove dovrebbe iniziare? Perché se continuiamo a passare il cerino, lei dice stati generali, sì, stati generali, panchine, ma se dopo non ho il dopo stato generale dopo la panchina, io cosa me ne faccio? Chi è che mi aiuterà? Ma guardi, in questi 2 giorni almeno abbiamo avuto il coraggio di aprire il vaso di Pandora. Dopo è vero che la politica è lontana, però credo che sia comunque importante parlarne, come è importante parlarne oggi, di far crescere questo tema. Io non sono un politico, io non ho la soluzione del problema. Io ho 20 anni che dico al lupo, adesso il lupo è arrivato e sembra che sia uscito dal nulla. E le soluzioni quali sono? La prima soluzione è che bisogna fare una politica intanto di immigrazione guidata e andare a prendere nei paesi dove ci sono persone che abbiano piacere e voglia di fare questo mestiere, ma d'altronde il problema strutturale di questo mondo è un problema di un paese che non ha avuto una politica demografica. Non si è saputi leggere la politica, cioè l'andamento demografico. Oggi mancano operatori, mancano infermieri, ma non mancano solo mica operatori e infermieri, mancano bagnini, mancano tornitori, mancano. Ma se andiamo a vedere i dati anagrafici... Mancano insegnanti? Ma andiamo a vedere i dati anagrafici, è perché non sono nati. Oggi noi abbiamo una glaciazione demografica, non un inverno. Quelli che non ci sono oggi è perché non sono nati. Nel 1962 sono nati 1.350.000 bambini in questo paese, quest'anno ne sono nati 360.000, 20 anni fa non è nata la forza lavoro di cui noi avevamo bisogno. Politiche
sulla natalità andavano fatte ancora 20-25 anni fa, quando questo calo demografico si iniziava ad intravedere che sarebbe... Dopo c'è un altro aspetto: noi oggi non stiamo neanche facendo cultura nelle nuove generazioni, che non si rendono conto che con la robotica, con l'intelligenza artificiale, con mille altri fattori tecnologici che verranno avanti, i ragazzi non si rendono conto che lavorare in un contesto come quello di lavorare per gli altri sarà probabilmente una delle occupazioni garantite. Però anche questo è un messaggio che non riusciamo a veicolare. Guardate cosa sta avvenendo nell'automotive, quante migliaia di posti di lavoro si rischia di perdere, eppure nessuno sta pensando neanche minimamente che una parte delle tante donne o uomini che sono ancora giovani per fare questo mestiere potrebbero essere reindirizzati in un ambito di questo tipo. Quindi il paradosso è che noi oggi in Veneto ci mancano 3.000 operatori, e non li abbiamo, non li troviamo, ma non si trovano neanche nei corsi, perché comunque è una professione che i ragazzi e le ragazze non vogliono fare, vuoi per un aspetto, vuoi per l'altro, e non è solo per l'aspetto economico, è anche per un posizionamento sociale. Lei provi a chiedere ai suoi telespettatori in linea quanti vorrebbero che il figlio o la figlia facesse l'operatore sociosanitario. Lasciamo per un momento a parte le retribuzioni, che sono totalmente inadeguate, ma per tutto il mondo del lavoro italiano, perché non è giusto pagare così poco i musicisti, non è giusto pagare così poco gli artisti, non è neanche giusto pagare così poco operatori ed infermieri. Questi siamo tutti concordi. Però a prescindere, così come sono pagati poco i poliziotti e i carabinieri, quindi rendiamoci conto che siamo dentro un sistema in cui tutti dobbiamo concorrere a mettere un tassello. C'è solo un problema, Volpe, perché abbiamo i politici più pagati d'Europa, no? Vogliamo anche dirlo, perché bisogna anche iniziare a parlare chiaro, perché sennò non ne andiamo fuori. Andiamo a vedere, devo correre, Volpe, sennò non ce la faccio. Il secondo video invece portiamo un po' di musica e di bellezza, perché sennò veramente è una valle di lacrime, bisogna parlarne, però è una valle di lacrime, e invece l'arte, la cultura e la musica ci stanno spendendo per far vedere l'importanza di investire anche su questo. Andiamo a sentire.
Maestro Carella, l'emozione di dirigere questi talenti, sapere che ci sono questi giovani che si avvicinano, basta dargli il gioco, è quello che io dico, tu dammi il gioco che poi vediamo cosa riesco a fare e chi sono con quel gioco. Un gioco che può diventare importante nella vita, un gioco che forse ti fa conoscere un percorso che da sola non saresti riuscita a trovare. Ecco, l'importanza del gioco come, diciamo così, metafora, ma è quello che a scuola dovrebbero fare, perché se io sono sfortunato a casa, perché non ho famiglia, condizione economica molto bassa, c'è la scuola che deve intervenire, ma la scuola, come ha detto Volpe, non ha la possibilità, perché si investe poco anche là. Quanto è importante invece investire anche nella scuola con la prevenzione e soprattutto col capire che questi ragazzi sono il nostro futuro, dobbiamo capire chi sono. Come si diceva, è fondamentale e non è un caso che per esempio in alcune lingue straniere come il tedesco o l'inglese il verbo suonare sia il verbo spielen in tedesco e play in inglese, cioè giocare. Ecco. E, certo la musica è anche un grandissimo gioco, sentendo quello che dicevamo, sono cose fondamentali che si devono sapere, quella che è la situazione dei nostri anziani, di questa situazione così importante in cui noi siamo. Noi cerchiamo di portare speranza e la speranza sono i giovani, la speranza è la musica e noi lavoriamo in questo senso, non per essere, come dire, dei faciloni, ma perché vogliamo dare agli altri veramente uno strumento interiore che permetta di continuare ad andare avanti nonostante i problemi che stiamo vivendo. Io dico sempre, abbiamo avuto la fortuna di vivere in un tempo felice. Cerchiamo di continuare questo tempo felice, di portarlo avanti con tutte le nostre forze, con tutti i nostri mezzi. E la musica, l'arte, l'educazione, la scuola, la cura degli anziani sicuramente sono le prove più importanti di una civiltà, di una tradizione, di un'appartenenza che non dobbiamo mai perdere. Allora Volpe, ormai siamo quasi in chiusura, cosa vuole dire? Ecco, che messaggio vuole dare questa mattina dopo questi 2 giorni di stati generali dove veramente, l'ha detto lei, si è scoperto il vaso di Pandora? Io sono convinta che il vaso era già stato scoperto tanto tempo fa. Il problema è che ogni volta lo ricopriamo, rimangono i problemi, poi lo apriamo e ritornano i problemi, ma i numeri aumentano. Non è che possiamo aspettare in eterno per dare risposte a queste persone che veramente, io quando sento delle telefonate che mi dicono forse a qualcuno diamo fastidio, forse è meglio che moriamo prima. Ecco, queste sono le telefonate purtroppo che io ricevo. Prego Volpe. Ognuno dà il suo contributo. Io spero che questi 2 giorni abbiano aperto, è vero, l'ennesimo vaso di Pandora, ma io spero che questa volta abbiamo rubato il coperchio, nel senso che non ci mettiamo più sopra il coperchio, perché credo siano emerse e mi pare anche che ci sia già in questi giorni un ritorno importante. No, volevo tornare prima per un secondo proprio di speranza rispetto quantomeno al tema della musica. Io lavoro in una città come Valdagno, dove credo il maestro Carella sappia che c'è una scuola di musica straordinaria. A Valdagno c'è la vecchia banda Marzotto cosiddetta, in cui il maestro Gonzo ha oltre 300 ragazzi che fanno musica in questo gruppo. Noi 2 volte all'anno abbiamo questi ragazzi che sono giovani, perché sono ragazzi che frequentano la media fino alle superiori, che vengono a fare 2 concerti in fondazione e non si neanche si limitano mai nei tempi e nei modi. Quello che probabilmente, legando l'arte alla 4ª, 5ª età, perché siamo ben oltre la 3ª età, considerate che gli ospiti delle strutture sono una media di oltre 85 anni oggi, con grossi disturbi comportamentali, con problemi di deambulazione ed altro, è vero, forse dobbiamo fare ancora qualcosa di più, spingere perché l'arte, la cultura, il cinema torni. Io ricordo che qualche anno fa con Art Van abbiamo fatto una bellissima iniziativa nelle strutture, i 150 anni della Repubblica, abbiamo avuto in omaggio oltre 300 CD, abbiamo proiettato nelle nostre strutture un bellissimo film sul Milite Ignoto. Ci sono tante cose da fare
Chiaro che rispetto al tema della terza età, il vuoto che c'è stato in questi anni, in questi ultimi 30 anni su questo tema lo stiamo pagando ampiamente, ma è il frutto di un aspetto molto semplice, lo diceva De Gasperi: i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle future generazioni. Oggi io mi permetto di dire che nella politica sono almeno 30 anni che non si vedono statisti con la S maiuscola, e questa è la conseguenza. Però è anche nostra responsabilità di cittadini che non siamo mai stati capaci di ribellarci a un modo che ormai è diventato uno show politico, nel senso che si punta al consenso ma non si punta a seminare rispetto al futuro. Oggi i beni che noi riceviamo oggi è perché sono stati seminati tanti anni fa, e se non si è seminato non si raccoglie. La crisi demografica, non abbiamo investito nella famiglia, nei nidi, in politiche tanti anni fa, e oggi ne paghiamo le conseguenze. Quindi oggi il nostro è un paese che ha bisogno di immigrazione, piaccia o non piaccia, immigrazione non selvaggia ma guidata, quindi portando nel nostro paese persone che abbiano voglia di lavorare, conoscenza della lingua italiana, professionalità. E questo è il dato, perché la demografia è implacabile. Non si scappa. Abbiamo Lorenza da Venezia, devo correre veloce. Lorenza, che sono in chiusura, vai. Mirella? Sì, prego. Ciao, ascoltami. Volevo dirti a riguardo sugli anziani e sui giovani che... Ecco, volevo dirti una cosa a riguardo dei giovani e degli anziani sul volontariato, eccetera. Io conosco parecchie persone che si aggregano all'Auser e poi chiedono quattrini, anziani che poveri non sono in grado di gestirsi perché si trovano da soli. Io mi domando, non c'è un controllo, scusami Mariella, praticamente per vedere se effettivamente questi sono le appartenenze dell'Auge che fanno servizi di volontariato. Questo chiedo, ti ringrazio e buona giornata. È una domanda un po' imbarazzante quella che hai fatto, io non so rispondere, però ci sentiamo, perché sai, non bisogna sparare nel mucchio, bisogna fare nomi e cognomi, perché sennò non ne andiamo più fuori. Se ci sono persone che fanno questo bisogna fare il nome e cognome, non sparare su tutta l'associazione, che veramente è fatta anche di persone molto per bene, Lorenzo. Perciò se tu hai questi nomi e cognomi fai altro che fare questa denuncia e vedrai che il controllo viene effettuato. Maestro, come ci saluta? Pochissimi minuti, prego. Io stavo sentendo il dottor Volpe ha detto una cosa molto importante, parlando delle bande, che sono un'occasione per i giovani di avvicinarsi alla musica, e ci sono tante istituzioni benemerite nella nostra regione e in Italia in generale. E un'altra istituzione benemerita è quella dei cori. Di cori ce ne sono molti, di amatori, che si ritrovano per cantare insieme, per mettere su dei brani anche molto importanti. Ultimamente ero a Treviso per il Flauto Magico di Mozart al Teatro Comunale, che poi verrà riproposto alla fine del mese al Verdi di Padova, e c'era questa signora carinissima che mi raccontava del coro di 100 persone che si riuniva una volta ogni settimana per studiare i Carmina Burana di Orff. Ecco, penso che, ed erano persone, come dire, non più giovanissime. Quindi... Devo chiudere. Grazie veramente, grazie al maestro Giuliano Carella, direttore artistico dei Solisti Veneti, di essere stato con noi e di averci portato questi video che vi proporrò, perché sono bellissimi, questi video fantastici, anche con i nostri giovani che ci sono. Saluto anche Roberto Volpe, presidente Unione Regionale Istituti per Anziani. Ci troveremo tutti assieme, presidente, tutti diversamente giovani, ma andremo a teatro, questo sono sicura. E andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Paccheri a Pinuzzo. Il gambero ha una taglia media di 10 cm ed il corpo a forma cilindrica, rivestito da una corazza non molto coriacea. Anteriormente presenta 2 antenne che hanno la funzione di organi sensoriali. La coda ha la forma di un ventaglio stretto. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di paccheri, 200 grammi di gamberi sgusciati, anche surgelati, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, mezzo bicchiere di vino bianco secco,
2 cucchiai di polpa di pomodoro, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, sale, pepe. In una casseruola versate l'olio e lo spicchio di aglio. Tagliate i gamberi a pezzetti, lasciando le code, e tenete da parte. Mettete la casseruola sul fuoco. Fate soffriggere l'aglio che toglierete quando sarà dorato. Versate i gamberi e un po' di prezzemolo. Versate il vino e fate evaporare. Condite con un pizzico di sale, un po' di pepe e la polpa di pomodoro. Lasciate cuocere con coperchio. In una pentola fate bollire l'acqua salata. Versate la pasta. Scolate i paccheri al dente. Versateli nella casseruola e continuate la cottura per qualche minuto. Aggiungete qualche cucchiaio di acqua della pasta, se necessario. Servite subito. Buon appetito!